化けのたい子供なのね。夢を追って傷ついて嘘だ下手なくせに笑えない笑顔を見せた。 I love you もろくに言わない。口下手でこんなに不器用ないのにどうしてさよならだ言えたけどダメだねダメよダメなどよ。あんたが好きだい好きすぎてどれだけ強いを避けても歪まない思い出が赤のたバカみたい本当だからあんた信じるばかりで強い女のふり切なさの夜風浴びる一人になって3年が過ぎ街なりさえが叶えましたなのにどうして見れるだけ置き去りほんまにろくな男やないその色指輪外します邪魔みのせいせい水はいい加減待っててもバカにたんダメよダメなのよあんたが好きで好きすぎてどれだけ強いを避けても歪まない思い出がバカみたほんまにろくな男やない揃いの指輪外しますざらにのせいせいしむはなんなのよこの涙赤んたOh, eccoci qua. Sembra andato tutto perfettamente. Strano, non l'avrei mai detto. Allora, un attimo che rimetto la chat a schermo. Allora, dovrebbe andare tutto. Video si vede, audio c'è, gioco c'è, tutto a posto. Allora, un paio di giorni che non sono riuscito a mettermi in nessun modo.
Non ricordo neanche cos'altro avessi fatto. Allora, ah sì, ero arrivato dal professorone qua, che mi aveva dato come questo. Assistente dell'alchimista, raccogli del plasmio dai bocci di plasmio nelle vie dei vermi inferiori. Puoi estrarre il plasmio dai bocci infilzandolo con la forza con lo strumento chiamato agofiala. Sì, avevo preso quest'altro oggetto e possiamo prendere i baciuelli blu. 2 già li ho trovati, devo trovare solo il terzo. Solo che io non ricordo la mappa qua di come era messa. 1, 2, lì devo trovare il terzo. Lì c'è una porta che si può aprire facendo la melodia, quindi vediamo un attimino di fare quello. Allora, ma devo ricordare un attimo i pulsanti. Ok. Sto andando bene di qua, assolutamente forse. Allora, aspetta. Che culo, ho trovato l'altro? Oh, che culo! Oh, che culo! Sì, 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 sì. Vieni, vieni. A posto. A postissimo. E mi vado a pigliare pure gli altri due, che sono tre. Sono tre. No, mo stavo facendo il dash con l'altro pulsante. Allora. Aspettate che tolgo il cursore. Ok. Allora, uno è qui giù. No, attenta Silk. Curati un attimo, non c'ho la seta. Troppi giochi diversi, troppi termini. Allora, sono due. Ok. E mo adesso per l'ultimo. No, in realtà devo andare da qui. Ehi, appunto. Vedete, recupera un po' di energia. No. Diciamo che così la recupero tutta, ma nel modo sbagliato. A posto. Allora. Di qua era sotto. Quindi di qua. Di qua. E poi di qua. Aspetta, fammi recuperare un po' di energia. Dai. Un altro pochino, un altro pochino. Un altro pochino. Un altro pochino. Ok, allora, giù di qua, giù per il tubo. Giù per il tubo di qua. Che culo. Mo c'ho tutti i tempi dell'altro gioco. Ho provato e ho iniziato Shadow Labyrinth. Devo dire la verità, molto molto piacente. Molto. Quello però me lo sto facendo un pochettino in singolo da me. Diciamo che andando un po' più avanti mi piacerebbe portarlo in là, perché diciamo tutta la parte introduttiva si rompono i coglioni, però devo trovare ancora l'olio per potenziare il lago. Allora, era in una grotta qui in basso. Qui sotto. Quindi era da fare il giro così, così, così. E sono tre. Ok, e qua abbiamo preso tutto. Mo dovremmo tornare indietro, non tramite le spine.
Ora dobbiamo tornare indietro di qua. Ok, vediamo di andare a fare un attimo la porta. Ok, per la porta di qua e poi in alto a sinistra. Di qua. Però qui devo andare più in alto e da qua non ce la faccio ancora. No. Devo provare a fare solo una cosa. No. Però aspetta. No, qui ci vuole almeno il doppio salto. Ok, allora. Andiamo a vedere dal professore. Sbagliato. In alto. Dove devi salire? Ah, face the sword. Però aspetta. Mo ti pulgo. Ecco qua. Fatto. Aglia. Fatto il trabocchetto, mi hai fatto. Ok, qui sopra qua. Professore Tenga, che cosa mi dai? Sì, sì. Assistente dell'alchimista, desiderio esaudito. Ok, ricompensina. Prendete questo squisito strumento da me inventato, una fiala di plasmio. Potete usarlo per iniettare del prezioso plasmio direttamente nel vostro corpo, è quasi indolore. Certo il vostro strumento sembra abbastanza appuntito da poter forare il mio carapace, ma perché dovrei volerlo? Ok, protegge dal dolore. Fiala di plasmio. Iniettando il liquido si può recuperare salute oltre i propri limiti naturali. Capite cazzo, questo è buono, però c'ho riserva 20. Quindi poi ogni tot devo tornare da lui qui per ricaricarlo. Ok. Ok. Quindi facciamo una prova. Facciamo una prova. Io metto questo. Lo metto qua. Faccio così. Tengo un cuoricino. Ok, solo quando è finita. Adesso andiamo qui, ritorna a 4, ma scende di 1 questo qui. Ok, ok. Per avere un cuoricino o qualcosa in più nei momenti difficili, lascia fare che serve. Allora, mo, via del verme, qua abbiamo fatto questi due segnalini, li possiamo anche togliere. Allora, io devo andare in alto, tanto in alto, tantissimo in alto. Io dovete di andare a piattafonde e qui posso tornare un attimo ad esplorare, però il primo trasporto mi conviene scendere, andare nella zona centrale qui e buttarmi giù. Ok. Vedi, un po' di là che quella zona poi non l'ho ancora esplorata. Ok, andiamo di qua, magari è più facile. Allora, ancora giù. Aglia. Vai, calamita. Calamita tutto. Ok, di qua avevamo trovato tutto. Di qua e qua è il corridoio col vermozzo. Di qua. Ottimo. Che pure ti faccio fuori prima o poi. Aspetta solo un attimino e vediamo come fare. Allora.
Di qua avevamo visto tutto, quindi possiamo scendere tranquillamente. Allora, altre quest qui nuove non ci sono. Allora, io come desideri c'ho. Questi, vabbè, ci vuole del tempo. L'olio del maestro spillaio. Recupera dell'olio pallido dalla cittadella. Quindi si potrebbe vedere di esplorare lì se riesco a scoprire qualcosa. Completando anche questa qua. Le campanelle. Parla con Craig di mezza strada a Terruggiosa. E mi manca solo un fiore viola qua. Ok, allora. Innanzitutto andiamo all'esplorazione. E abbiamo detto che dobbiamo andare a Piattafonde. Piattafonde. Ok. Vediamo un pochino di esplorare la zona lì. Allora c'era la zona in alto. Poi qua non ci vengo da una vita. Non avevamo né il dash né il salto a muro. Quindi mo potremmo riuscire forse ad esplorare un tantino meglio. Grosso modo. Sembra relativamente parlando. Ok. Allora qui cosa c'è? Salve. Peso di sorda. Via. Una stanzettina così. Allora, sembra che non ci sia niente qui sopra. Forse se riesco ad andare in alto adesso. No. Ok. Eh sì, non riesco a salire un attimino meglio. Allora. E qua Nisbach. Allora, e di qua non sono mai andato. E qua mi sembra tanto il posto più avanti per una bella fight. Ehi. Suka, ti è saltato il culo. Allora. Così vediamo tutti i problemi. Che specie di bestiolina sei? Vieni qua, che sei nuovo tu. Vieni qua. Saltatore osso duro, animale da pascolo con sensi affinati che si ritrae prontamente di fronte al pericolo. Sto andando un pochettino troppo sotto e sto prendendo troppi danni. Ah, tu sei il grosso. Suka. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Qui possiamo prendere un po' di cose. Oh, Reginè, quanti passi devo fare per arrivare al tuo castello? Per la fede, per l'anello, per la punta del coltello? Io spero un giorno di sentirtela cantare tutto in napoletano per bene. Sto bene, Francesco? Minchia, vi siete dati appuntamento? Ma ha bussato Gianmarco alla porta. Proprio vi siete messi d'accordo, va bene. Vivo. Ok, meglio vivere che sopravvivere, Francesco. Mi lascia fare ottimi risultati. Perché siete anime gemelle. Vabbè. Aspetta, ma appena entra glielo dico. Sentiamo anche il suo parere, come è giusto che sia. Che poi uno per avere l'anima gemella c'è bisogno della risposta anche dall'altro lato, capito? Allora, qui sopra avevo lasciato qualcosa. Vediamo se riusciamo
Ah, aspetta, io qua mo posso andare, fermi. C'è qualcuno che ha detto che è la tua anima gemella. Che cazzo sei? Che cosa sei tu? Ma state fermo tu e sta gabbietta per... Ehi, 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 ehi. Tu qua. Eccoci qua. Salve, Sbrondel. Salve. E vaffanculo. E allora, nemico Amici nuovo. della Bibbia. Qui c'è una bella persona, noto. Così sembra. Ciao, Francescone. Ciao. E tu hai bussato e lui ha mandato il messaggio. Bellissimo. Bellissimo. Allora, qui si tratta di andare giù nelle profondità infernali. Va bene. Però non vorrebbe dire Ti puoi curare? una sorta di parolaccia. No, mi siedo qua, Ah, mi accomodo bravo, e figurati. voilà. Poi dovete di fare lo giro per aprire la cosa. E c'è da esplorare un attimino a basso. Per gli amici giù. Aspetta, te mi servi. Grazie alla roccia che ha ucciso il nemico, molto gentile. Ehi. Allora, signor Gianmarco, tutto bene? Com'è stata la sua giornata? Va. Va, diciamo va. Anche tu vivo? Ahimè. Vabbè, ahimè. Poi boh. No, ahimè. Ah, proprio ai te. Ok, proprio ufficiale e ufficioso. Vabbè. E quindi niente. Vabbè, ieri sera siamo andati a vedere l'ultimo The Conjuring. Com'è? Abbiamo finito non in bellezza ma in buonezza. Ma Con spiritualità, mettiamola così. 6,5. Ah, ok. 6,5. Vabbè. Mi aspettavo qualcosina di più e una gestione del tempo soprattutto migliore. Ma sai che cosa ho capito io di tutta la saga? Che cosa da dire? Che se tiri troppo la corda, la cazzata la fai. No, vabbè, quello sì, per carità di Dio. Al settimo rintocco di campana inviare 30 misure, 4 battute di pietra fumea, 8 battute di fondelizia, marchio di fedeltà, tutti i lavoratori. Al nono rintocco di campana inviare 20 misure, 2 battute di pietra fumea, 7 battute di fondelizia, marchio di fedeltà, tutti i lavoratori. Come vuoi tu. Vabbè, c'è da suonare una campana 7 volte. Tra l'altro a proposito di questa cosa del 7, non so se avevi letto un leak che è uscito. Sta cosa del Nintendo Direct con 3 titoli col 7. C'è un giovanotto che ha fatto un calcolo. Sì. Attualmente ci sono 6 Smash Bros. Allora, Smash Smash nuovo, sempre con tutti però, tutti, in versione Switch. O sarà l'upgrade, allora ti do l'anteprima, la versione Switch 2 di Smash, un altro pacchetto personaggi e qualcosa inserito all'interno di nuovo. Finiti? Il sogno bagnato Sora c'è stato, quindi io già sto a posto. Cioè il miracolo l'hanno già fatto. No. Ma se poi... No. Però fa la chiave. No. No. Ya, per piacere. Vabbè. Facciamolo. Vabbè. 5 minuti però. Sì, un attimo. Ed è canonico per Kingdom Hearts. Canonico. Questa è stata la richiesta principale. Se vuoi ridere al Tokyo Expo ci sta anche level 5. Dove cazzo è il mio Decapolis? Dov'è il mio... Sta laggando pure. Sì. Allora c'è Inazuma Eleven, il professor Layton, paradossalmente non me l'aspettavo, e un altro titolo. Che dov'è il mio Decapolis? Decapolis, Io esigo e pretendo il mio Decapolis. Basta. Non esiste Decapolis, Rozzi.
Non succede niente. Oh, ci ho provato. Ha detto 9 dopo, fai un altro 2. Niente. Vabbè. Però lì si parla di una campana e qui c'è una campana. Allora... Dobbiamo capire il funzionamento. Allora, questi sono tutti territori nuovi. Però qui c'è una bella panca arrosta. Fai anche il microfono, così. Yes, sir. No, non ci sta, perché sei in albergo. Trapas. Grazie. E qui siamo tornati indietro. Ok, allora. Qui però c'è qualcuno. Ehi. È lui. Allora, tu... Innanzitutto devi stare un attimino calmo, eh. Che mi dai l'impressione di un fabbro, anche tu. Figlia della forgia. Ah. That's fine. Mi ha spinto a investigare. Ok. Penny Frank. Hironare. Va bene, qualche abilità, qualche oggettino nuovo. Ok. Allora, Cosa fornisce la casa? serve un pezzo di metallo NO2. Una terribile trappola perforante. Possiamo osservare, sappi che ti trovano 2 anni questi pezzi metti ideati per uccidere. Ok. Campagma. Positivo. E un osso Protegge dalla lava e dai calori fatali nei dintorni di queste banchine. I lavoratori ce li chiedevano e ora con la mente che non funziona non ce li chiedono più. Questo dobbiamo prenderlo per finire di esplorare la Questo zona. non male, infatti, molto utile. Corredo per creazione. Creando con i soli artigli un flusso corredo per fabbricare strumenti. Più sofisticati. Quindi è una cosa per potenziare. Ok, aspetta, fammi vedere se ho dei grani. In qualche modo. Ne ho 30. Volevo essere il grano. 110. Perfetto. A posto. Vieni, vieni. Fatto. Vieni qua, vieni. È il primo. L'abbiamo preso. Assolutamente Ti ha sì. chiamato insetto appuntito. Io lo concedo. È la verità. Cioè, abbiamo le cornecchie. Tu Quindi hai per ragione. forza. Ecco qua. Già pure sbloccato gli altri slot. Quindi possiamo andare di qua tranquillamente. E c'era anche quel passaggio lì a sinistra dove c'era uno di questi che lavorava. Ah, io già ti stavo attaccando. Ballov. Se ti serve qualcosa, parla con lei, io c'ho da fare. E non ci facciamo male. No, ok, si tiene per un pochino soltanto, ok. Poi prendiamo fuoco. Su cazzi. Poi andiamo qua. Ok, allora, la zona è esplorabile. Quindi possiamo andare sotto. Andiamo sotto. È uscito pure, mentre prima Yeah. che iniziasse il film, il trailer del film nuovo là di Jordan Peele, Him. Quello lo voglio vedere. L'oggi, Imagis, buono trailer, ma è molto No, quello intrigante. come esce me lo voglio vedere a casa con calma però. Molto Aspetto intrigante. che esce in Appena streaming esce, su esatto. qualche piattaforma o da noleggio. Noleggio. Quello me lo voglio vedere a casa con calma. Perché là i film di Partecipo anche Will io. sono da capire. Bello. Ti devi mettere là e al cinema. Oh no, guarda che. No. Wow, non è di No. ieri sera, a un certo punto. No, già ma. Stavano questi moccosi. Aiuto, l'Italia sta vincendo, frate, ma dietro Ma se di sei me. al cinema, diciamo, non è il momento adatto Guarda, per io pensare alla ringrazio vita. il signore che stava a fianco a me, che era adulto e stava partendo. Io, come le persone anche, tra virgolette, come quelli che io criticavo Si da danno piccolo, poco. mi stavo alzando e stavo andando a chiamare la maschera per farle cacciare. Perché Se lo c'ero dicevo, mi date io, un altro posto. se c'ero io, andavo a chiamare immediatamente la Lo so, Che io mi cagavo il purtroppo, cazzo di alzare. sai qual è la cosa? Non è una critica a te, cioè, No, ma assolutamente, attenzione con no. quello che sto per dire. Che siamo tutti in questa condizione dove il non fare niente Ah no, quello certo, quello certo. autorizza queste persone a fare sempre peggio. Per me cerco un esplodevo, semplicemente, non mi alzavano a chiamare, ma i salve ci chiamavano un cazzotto in bocca, chi era proprio come mi trovava, erano 5 di loro, uno a piacere. Colpirne uno per non colpire gli altri 99. Però Ok. in Gazzana Marano c'era un barlume di speranza, uno di questi 5 ragazzi diceva, voglio però va vita sta zitto, sta facendo film. Uno! Ok. Uno! Quello sanno della compagnia, Beh, mettiamola uno così. solo, uno. Vieni qua. Vieni qua. Ma Dai, 2 si è giorni. ammazzato? Perché No, Francesco non so se ci sia Francesco, ancora, ma credo. non so se ci sei, ti avevo anche salutato, volevo sapere come stai, bro, tutto bene, amore mio?
Per forza. Ah, no, Ok, non mi certo. aveva... Ah, sei vivo, ok. No, pensavo volessi parlare un po', Pensavo, no, invece no. Vabbè, voglio bene. Sto facendo... Ah, ok, stai facendo il DLC di King... Ok, no, vabbè, allora vai. Vai tranquillo. Non pensavo fosse uscito il DLC e soprattutto non pensavo oggi. Quindi complimenti. Spero tu ti stia divertendo, amico mio. Allora, questa parte l'ho fatta, quindi mo dovrei... zitto. Cos'è? Potenziamento quello grosso e bello. Posso prendere più sita. Ok, Ok. ottimo. Serbatoio più grande, va benissimo così. Io qua rompo tutto. Che sono dispettoso e antipatico. No, non mi fa così. Ok, qui bisogna di fatto, tutto ottimo artigiano. potenziamento e mo c'è tutta la zona in giù da vedere. Andiamo. Bussano a quest'ora del mattino. Chi sarà Ti mai? ricordi quando l'altro giorno provando Shadow of Labyrinth ti feci vedere il pollo? Sì. Grande boss che Ah. rompevi i coglioni? Sono andato avanti, ne è uscito un altro. Ecco. Ma tu vedi se io devo lottare con dei polli. Zero. Allora, questa qua non si apre così. Ok, vabbè. Passaggino segreto? Manco pochetti. Però era promettente la zona, per fare un piccolo passaggio. Allora, devo vedere per forza di qua. Volevo essere Salve. un po' Ehi, nervoso. ok, è apparso quel filo di seta e sono diventati cattivi. Dice della seta malvagia, lo zio. Allora, alla fine quando ho lottato contro quella che metteva la maledizione a quel villaggio dove siamo stati l'ultima volta, lo sta facendo in nome di qualche divinità e diciamo non ho capito, che poi non ricordo tutta la sequenza, ma ce l'hanno con noi. Noi dobbiamo morire perché sennò ci sono dei problemi. Che tu sia Silk oppure Song o che tu sia Hollow Knight normal, tutti ti vogliono far fuori. L'importante è ammazzarti, perché sennò le persone non sono contente. Allora, qui sotto c'è qualcosa. Qui si può andare, ma mi serve qualche oggetto specifico, che c'era nel primo. Dovevi andare in un luogo specifico con un oggetto equipaggiato e si sbloccava un altro percorso per farti andare avanti e puntare al vero finale. per Terabitia. Non penso ci sia un crossover, però possiamo provare a vedere, Gianmarco. Allora, io mo devo capire però dove cazzo andare? Bonsoir, papa. Ciao papone. Buonasera papone. Ok, ora inizia il gioco autunnale. Io dove cazzo devo andare? Punto di domanda. Allora, Risposta? la risposta mo cerchiamo di trovarla. Allora, posso vedere salendo su se riesco a sbloccare sta zona qui, dove comunque non ci sono ancora andato. Posso risalendo vedere queste zone qui, perché mo col salto al muro, il dash e un pochettino più di mobility posso vedere di trovare qualcosina. E iniziamo a fare questo. Poi per continuare la trama principale dove dobbiamo andare? Lo scopriremo. Egale, Garanà. Itku. Ok, ho finito i versi di Hornet, perfetto. Tutto bene, papa? Come stai, bello? Aspettate, fammi togliere il cursore. Povero questo gioco che costa solo 20 euro e tutti si stanno lamentando, poveri. Già, che grande errore che hanno fatto. Questo gioco costa 20 euro? No, ma fanno bene gli sviluppatori a lamentarsi. Non puoi mettere un titolo così con questa qualità a 20 euro, perché sennò poi gli altri sono costretti a lavorare di più, Gianmarco. Se solo fossero capaci di essere intelligenti. Ah, allora. Perché impegnarsi a fare giochi migliori così, anche se uno li paga più di 20 euro, ci sta zitto e non dice niente? No, lamentiamoci, ragazzi, ma è giusto. L'umanità è diventata
campionessa mondiale di lamento e zero risultati, quindi Sempre. Sto. La vita come va, Papa? Che ci racconta? Raccontaci qualcosa, Papa. Aggiornaci un po' su come ti sta andando. Stai facendo qualcosa? Stai tu volando il Trozborn? Cioè, insomma, Trozborn, cioè come si identifica nell'insieme, capito? lo fanno. Sappi che lo fanno spesso. A proposito di notizie, ecco, diamo un po' di aggiornamenti Sì, vari. Hai letto la notizia lato Sony riguardo il suo Spider-Verse? Ma filmico intendi? Sì, filmico. No, allora no, non so. Allora, non ho so letto male. la notizia perché mi ha fatto ridere un pochettino il tutto. Diciamo che uno dei dirigenti Sony ha ammesso nelle ultime 72 ore, Ok. ma sai che forse con i film che abbiamo fatto dell'universo collegato di Spider-Man abbiamo fatto schifo? Ma forse, non basta aprire internet e andare a vedere quello che dicono i tuoi clienti. No, ti svegli un giorno, c'è stato un problema. Vabbè, ci sta. Figa bordello. Facessi un film spendendo 10 milioni di dollari o poi non so quali sono state le cifre e vedo che non mi ritorna quella cifra, ma a me il culo brucerebbe No, molto prima. no, brucia. Oh no, oh no, oh no, è una zona di quelle. Oh no. Quello che c'entra. Ok, allora. Prima parte fatta a culo in un tentativo. Allora, vediamo un po'. Però io qua voglio grande ricompensa a sto punto. Ecco. Anche grande rottura di coglioni. No. No, Silk, aspetta. Silk, non fare la song, eh? Silk, ecco, vai su, no, aspetta che c'è dell'altra roba qua, fermo. E di qua si torna indietro. Aspetta che ti leggo subito per bene. No, più che altro se solo avessero davvero la voglia di lavorare, non gli indie, quelli che non devono fare meglio di Silksong, per gli altri indie, Silksong è un'eccezione, non da seguire, le case di sviluppo che devono prendere appunti. Diciamo che da Silksong devono prendere tutti appunti, ti metti lì, non mostri il tuo gioco per anni, nonostante le persone si lamentano sotto un certo punto di vista, e dici il titolo esce il giorno X, lo fai uscire, non ci sono bug, è un titolo di qualità. Prendiamo tutti un pochettino esempio da quanto accaduto col Silksong. Non è stato uno di quei giochi che per anni le persone hanno richiesto, poi è uscito ed è uscito fuori una merda. Hai detto Dragon Age, Giamà? Hai detto no, io ti ho sentito dire Dragon Age, Non ho Giamà. detto niente. Te lo giuro, fidati, non ho detto nulla. Con Dragon Age che nonostante Amazon Australia lo stia regalando insieme ad altri prodotti che tu compri e manco ce lo stanno prendendo, c'è ancora qualcuno che continua a difendere quello che è stato fatto con Dragon Age in nome della sacra inclusione. No, ma non è la sacra inclusione, è la sacra linea temporale. Quella pure l'hanno rovinata, lasciamo perdere. No, chi l'ha fatto? Io non ce la faccio più. Ma perché fai così? Perché? Sai che molti ancora non hanno capito che se fai un bel gioco, un bel titolo, un bel film, una bella serie e fai qualcosa di corretto e scritto per bene, l'inclusione verso chiunque al mondo viene in automatico. No. Non funziona così, Gianmarco? No, Enzolla. Strano, credevo diversamente. No, perché come vuoi ben vedere, loro hanno trovato la soluzione Quindi tu migliore. dici il modo non è fare belle trame, scrivere bei personaggi, ma ficcarti le cose in bocca con la forza e poi dare la colpa a chi non E vede ti devono queste anche opere. piacere, ricordati questo. Ok, vabbè. Questa cosa è fondamentale, ricordatelo, Ma tipo Disney se ne è accorta che i cretini come me, film del genere, non spende €1 al cinema, ma aspetta che escano su Disney Plus e se li va a vedere a Forse gratis? qualcuno, sì. Gratis poi. Capito sta cosa? Vabbè, paghi l'abbonamento mensile, però. Silksong è un'eccezione perché è un sequel di un gioco già Bonsoir. Sì. Sì, la versione non è viene con i giochi di merda. E allora, quello sì, però mi credi, pure ultimamente ho visto degli studi minori fare dei titolini belli, poi per il tipo di gioco che piace a me, però
titoli che non hanno portato né problemi né casini. Ecco, c'è l'esempio di Keep Driving, che non è fatto da uno studio grosso, però minchia, quel gioco c'ha tutto, ci abbiamo passato le giornate. Sono molti titoli. Ci sono molti titoli da portare che o pochi conoscono o perché comunque non hanno il giusto risalto mediatico, e sinceramente riuscire a portarli e dargli voce nel modo corretto, non avete idea di quanto avrei voglia di farlo. Tipo Expedition, esattamente, appare un gioco così all'improvviso. Ricordiamo sempre le parole della carissima mamma Square Enix: no ragazzi, JRPG a cui non piacciono a nessuno, ragazzi, noi li abbiamo creati, vi diciamo noi com'è la verità, non vanno più fatti. No. Che schifo. Poi esce Expedition, boh. Non mi trovo che i conti, già ma con tutto il ragionamento, devo essere sincero, Ah, Santa Bate, dove sei? Perché uno si fa un attimino i conti su alcune cose, non è che si trovi poi tanto, No, è vero, Expedition no, non è un indie, per carità, però ricordiamo sempre, Papa, che sono ex sviluppatori, anche Ubisoft, che si sono rotti il cazzo di fare monnezza, hanno lasciato il loro lavoro e hanno tentato un'impresa che poteva andare una merda. Quindi anche c'è perché sempre il questo pallino lato- sono macchine, qui c'è molto di più, che sono della stessa categoria No, di sì, oggetti. vabbè, no, perché quella ha scritto... No, ho capito. Quello non c'entra un cazzo questo, quello però... E il discorso è che comunque stiamo parlando di un gioco che poteva essere tranquillamente una puttanata e sta gente sarebbe rimasta senza lavoro. Il punto è che se le software house grosse dessero un'occhiata nel modo giusto al mercato indie e vedono ragazzi che fanno titoli belli che piacciono a tutti, non che piacciono a me, a Gianmarco o a voi chat, piacciono e li assumono, ma sai che forse escono giochi AAA ancora più belli? Ma che dici? Ma sei scemo? Allora, ragazzi, possiamo fare un bel giochino con voi, ma Gianmarco penso subito mi capisce velocemente. Allora, Gianmarco ha avuto un piacevole incontro quest'estate, un incontro tramite amicizie e cose varie. C'era questa persona che conferma, Gianmarco già capito. No, ma penso, forse l'avevo raccontato. Vabbè, mo vediamo un ricordo. attimino se in chat indovinano. C'era questa persona che lavorava in una grossa casa di sviluppo video, grossa, quindi proprio grossa, noi non diciamo qui così, non diciamo dove, in quale ufficio, in quale niente. Spesso diciamo si aggirano nell'ombra. Esattamente. Spesso si aggirano nell'ombre. Diciamo che questa casa ha portato negli scorsi mesi uno dei suoi giochi di punta, mettiamola così, gioco importante anche dal punto di vista storico, per la rappresentazione che porta della storia, mettiamola così. No, ragazzi, Pirate Software e tutta la situazione di quel ragazzo lì, consiglio personale, possa lui vivere 100 e più anni, ma sinceramente per i discorsi che ho sentito fare da lui e per come si comporta, ragazzi, non diamo notorietà a certe persone, non ne parliamo neanche, non andate a vedere i video, non andate sui canali, ignoriamo. Io mi sono perso questa questione, quindi poi me la spiegherai in privato, che non so niente. In sintesi è il figlio di uno sviluppatore Blizzard che ha fatto un gioco online perché lui sapeva fare i giochi bene, hanno esaminato il codice del suo gioco che è vuoto e non ha contenuti, e tra le altre cose è andato contro Stop Killing Video Games, perché noi spendiamo i soldi per avere un prodotto, ma chi li produce vorrebbe poi trovare il modo di rivenderci la stessa cosa, questo è il problema. Sì, l'ha solo detto 500.000 volte tra lui e il fatto del padre che c'era qualcuno collegato in Blizzard. Ho capito, non è che perché c'è qualche collegamento in Blizzard tu automaticamente sei bravo a programmare. Cioè, non è che... Perciò.
Proprio un attimino, una persona, ecco, non... Allora, tutti hanno diritto di parola. Partiamo da questo concetto qua. Tutti possono aprire un canale e Certo. diffondere i propri messaggi, i propri giochi o quello che fanno. Assolutamente. Però poi si dovrebbe pure un attimino imparare ad assumersi le responsabilità di quello che si dice e di quello che si fa. E di quello che si promette in live. Ecco, mettiamola così. Mettiamo proprio... Allora, sta persona ci ha raccontato, sta persona che ha conosciuto Gianmarco, che questo titolone di punta che veniva portato così, Sì, sì. perché lui Lo volevate? stava per arrivare, per dire la sua, e il mondo dopo non sarebbe stata più così. No. Perché, capitolo principale, Sì, una location attesa da anni, sì. ricordo ancora col primo titolo della saga, bello questo, ma lo vorrei ambientato lì. Sì. Uscito tantissimi anni dopo, per l'amor di Dio. Sì. Però si nasce veramente, giusto per fare un pensiero mio, una mia idea personale. Allora, sta ragazza ci ha confessato tranquillamente, perché il prode Gianmarco, come ha sentito... No, ragazzi, non possiamo dire il nome, però ve lo stiamo facendo capire. Lo stiamo facendo capire tranquillamente. Metti che Ubisoft un giorno ci sente e fa casino. Noi parliamo in maniera generica, quindi quante persone ci sono? In maniera generica. Sì, in maniera generica, così. Antani. No, senza dire il nome. Eh sì, voglio vedere se sono sorrisi con ok, altri. perfetto, ok. Fatto apposta. Ah, ok. Noi non lo diciamo. Scusa. No. Noi non lo No, diciamo. no. Se scappa, poi vediamo pure se stanno attenti così. Nelle ombre, nelle ombre. Nelle ombre, ecco, Sì. state nelle ombre. State nelle ombre. Ragazzi, inglese. quello che ci è stato detto è che nello studio, quindi immaginate lo studio dove si produceva questa cosa, già. in uno degli studi dove si produceva questa cosa, c'è stata detta questa semplice cosa. Ah, hai capito? No, che avete capito? Va bene, se avete capito, buon per voi. No, vi sbagliate. Il No, il set sì, non c'entra. no, Il ma- set l'ho sentito oggi per una cosa Ah, che dovremmo fare nei prossimi giorni sul canale. Attenzione. Poi di questo ve lo A dico tempo a debito. breve. Culo Diciamo dentro. che, ecco, immaginate lo studio di un grosso sviluppatore di videogiochi, quindi sa, tutte belle scrivanie, computer, tutti gli impiegati che lavorano, chi si occupa di una cosa, chi si occupa di un'altra. C'era l'abitudine, confermami se sto sbagliando, Sì. nel momento in cui veniva fatto nell'ufficio da qualcuno delle persone presenti, oh ma X come sta andando, scoppiava la risata Sì. generale. Persone che lavorano dentro, persone che forse dovrebbero essere ascoltate da chi sta in alto per evitare che poi si piange, ma non abbiamo soldi, cazzo, fai la merda, nessuno te la compra, vedi un po' il mercato come funziona. Quindi noi abbiamo citato un titolo a caso, per l'amor di Dio. No, Poi se voi l'avete capito, bravi, siete persone intelligenti. Poi come si fa a fare dei casini con un'idea del genere? Questo poi è un altro discorso, ragazzi. No, ma... Infatti le ho consigliato caldamente, dopo aver fatto i complimenti per essere riuscita comunque a intraprendere questa carriera, di cambiare posto di lavoro e andare da qualcun altro, tipo Atlus. Ecco, Atlus, se ci stai sentendo, noi ti vogliamo bene. Facci sponsor, grazie. Io ho chiesto, grazie. Dovrebbe essere culo dentro credo ombra, esattamente, Papa. Culo dentro credo ombra. Anche perché la cosa dove più sto andando, diciamo, in veste è che io ho ripreso da poco tramite il pass Mirage. Quello è bello. È stato un miraggio. È stato un miraggio. Ah, È stato un miraggio, sì. di quel gioco uscito per PS2, sì, là, quello lì. Tani. Remaster. Tani. Assassin's Creed Ubisoft. No, quello No, chi ha no, detto. no. Chi ha detto queste cose? No, stai dicendo tu, quello. Papa non l'ha detto, tu non l'hai detto, io non l'ho detto. Quello droghe stasera pesanti? Forse? Poi, se per caso
è la stessa casa che ha fatto anche giochi di altri brand, Sì. tipo battaglie spaziali, mettiamola così, Ah. e allora lì se reciti, quello è un altro discorso. Il problema è che noi vogliamo pure bene a questa casa per i titoli che ha fatto in passato. Però, passato. in passato. Tanto passato. Passato tanto proprio. E uno te ne fa buona una, te ne fa buona due, te ne fa buona tre, ma la quarta è tutto cazzo, perdonaci. Più che altro vorrei da parte di alcuni... Esatto, bravo Papa, le battaglie stellari che faceva la fuorilegge. Esattamente. Giusto Papa, bravissimo. Io se quello lo mettono sul... Io con quella saga di battaglie spaziali, mettiamola così, sto un pochino litigato, dico la verità. Da quando è stata presa dall'amichevole topo di quartiere, mettiamola così, tutto finito, tutto morto. Non esiste più. Sembra che il film nuovo Starfighter, mi sembra si chiami, c'ha un bel cast e dovrebbe essere una cosa fatta un attimino meglio. E allora? No, quello auto, chi ha detto? No, No. quello. No, non si fanno no. Ma che... Si danno indizi, poi se qualcuno capisce. Diciamo che quello poi è particolarmente lento di comprendonio, però quello è... No, è un giochino che stiamo facendo, ecco, noi raccontiamo cose in tranquillità. Così. Poi lascia che ci sono le prove online di tutto quello che stiamo dicendo e non siamo i soli a pensarla così. Questo è un altro discorso. Non si dicono certe cose, ragazzi. Già siamo un canale piccolino, poi siamo dei piccoli insettini. Facciamo i sovversivi, ci bloccano subito. Giusto per spezzare anche una lancia a favore di questa cosa, la persona con cui ho parlato non è quella che porta il caffè, è un art director che lavora per questa nota azienda di giochi in cui 3 sono ambientati. Avrei dato un dettaglio troppo grosso. Vabbè. Non è che ce ne saranno 100.000. Però va bene. Il ruolo dell'art director lo sta in tutte le No, case. intendevo in un altro modo. Quindi non è la prima fessacchiotta, mettiamola così. Diciamo che le fonti sono attendibili. Tu dicevi ombra e le persone Ridevano molto. di qualcosa che avrebbe dovuto vendere per fargli avere lo stipendio. Che i soldi da là escono, quindi... Ah, questo gaming moderno. Io veramente ci voleva solo sta svolta nella mia vita. Comprare un dipendente. Quindi se prima avevamo dei dubbi, delle perplessità su questa situazione, ragazzi, confermato. Cioè io non sto a posto con la coscienza, ragazzi, letteralmente. Io so la verità concreta di quello che succede fra i dipendenti di questa nota casa Burger King. Di Burger King. Oddio, secondo me se Burger King smette a fare un gioco esce pure un attimino meglio. Allora, c'era la zona là in alto. E c'è la porta lì, ok, posso andare a vedere questi due posti qua. Quando la soluzione migliore è più semplice e che porta più soldi è sempre quel fare giochi buoni. Cioè non è che ci vuole tanto per... Sembra essere diventata la cosa più difficile del mondo. Io vi avviso prima, io l'ho detto, il 23 con la Digital Deluxe riusciamo ad avviare Silent Hill 2 giorni prima. Ma F sta per farugli, forse. F sta per si becca un grandissimo fanculo in diretta in live se il titolo non è piacente. Dopo tanti anni senza un Silent Hill, mi aspetto un Silent Hill dopo quello medio decente. Va bene, quello a duo posso. comunque non c'era bisogno di una conferma, bene che ci sia nella Lì mi incazzerò. Non è che c'era bisogno di una conferma, va, ovviamente, però avere una conferma effettiva da chi in quel preciso ambito. Un conto è che ti fai delle idee, un conto è che hai proprio delle risposte concrete.
Più che altro, appunto, se pure i tuoi dipendenti ridono di te, mi farei 2 domande nella vita. Tutto questo per far capire una cosa a questa casa di sviluppo, se mai sentirà tutto questo. Il problema non è che ce l'abbiamo con te e quindi vogliamo sbeffeggiarti o far notare le tue mancanze. Il problema è che queste mancanze ci sei arrivata da sola col tuo comportamento, facendo lavorare di più persone che non puntano alla qualità di quello che stanno facendo, ma per lanciare messaggi di un certo tipo. E messaggi positivi per tutti li puoi trasmettere facendo un bel gioco e portando una bella storia. Tra l'altro, se vi interessa, col PlayStation Plus base hanno regalato sto mese è bomba Stardew Valley, Ok. Viewfinder, il gioco della macchina fotografica Sì. incredibile, e Psychonauts 2. Oh, quello l'avevo iniziato col pass, Posso madonna dire, mia. 3 titoli, 3 bombette, non difensiva. indifferenti, Va bene. No, io non c'ho colore. No, io ce l'ho colore, invece non fate bene, dai. Allora, noi dobbiamo avercela perché sono stati loro ad arrivare a questo punto, papà. Fino a quando so che toccare certi tasti e certe corde è pericoloso al giorno d'oggi, ma sinceramente me ne sbatto per il cazzo. Allora, lo sapete, noi siamo per tutti, con tutto e per tutto. Sempre. Non ci interessa quello che siete, mettiamola così, ma a noi interessa ciò che siete. Quindi non mettiamo paletti conoscitivi, di fiducia e quant'altro verso qualunque persona di qualunque colore, genere, etnia, Tutto. credo, qualunque altra cosa. Pure, tutti. Fino a quando le società continueranno a preferire un certo tipo di inclusione, che tu fai fare più bella figura, mettiamola così, includendo qualcuno che merita e non prendendo le teste calde che vogliono solo rompere i coglioni. Tu fai una cosa del genere, bella, tranquilla. L'inclusione e mostrare che al mondo non esistono solo una certa etnia di persone viene da sé, in maniera naturale, dove tutti sono portati ad impegnarsi, che più ti impegni, più vieni assunto, più vivi una vita tranquilla, mettiamola così. Oggigiorno purtroppo è l'opposto. C'è ancora un buon Heroes of Might and Magic dopo il declino del 5. E questa è la cosa. Troppo, da quando i videogiochi sono diventati un pochino più mainstream, chi già era dietro e aveva fiutato l'affare e poteva farsi un bel po' di soldini, ragazzi, è entrata l'avidità nel mezzo. Che ci vogliamo fare? Chi l'avrebbe mai detto che l'essere umano si sarebbe fatto corrompere dai soldi? Perché aspettare 12 mesi per un gioco fatto bene, senza bug, senza casini e senza problemi, quando tu puoi obbligare le persone che lavorano per te, e lì tutti i problemi di crunch e quant'altro, deve uscire in 5 mesi, convinto che solo il nome poi lo faccia vendere, quelle persone lo provano, è una merda, ma va? Chissà perché aggiungere. Mi viene in mente un'altra Chissà nota perché. casa di produzione che produce giochi con animaletti tascabili con titoli con colori in dentro. Vi piace il nostro gioco open world? Sì, ma è vuoto. Ma è open world. Guarda 3 Pokémon che girano. Ovviamente Pokémon, per usare un termine, potrebbero essere Palmon come Digimon. Guarda 3 animaletti che girano nell'erba. Vedi, In realtà io ho belli. visto dei video e sto sentendo dell'ultimo gioco dei Digimon che è uscito, Cose dicono che sia un interessanti. cazzo di RPG bello Digimon fatto proprio ciccioso. Me lo sono Però messo un attimino in va 30. osservazione. Però va a 30 e questo è un Io altro non l'ho problema. capita sta cosa. Perché? Perché va a 30? Perché? Allora, si è incazzato pure lui. Allora, di qua c'è qualcosa. Dentro c'è qualcosa di brutto e cattivo. Spacca la ruota sopra la porta. Allora, voglio vedere un attimino. Cioè quello, scusami, Spacca la ruota sopra la porta. Allora, una ruota c'era ed è questo qui. E noi non possiamo spingerlo né altro. Io credo che forse debba fare il giro per entrare dall'altro lato. Ma un potere tipo onda d'urto non ce l'hai una cosa simile per provare a spingerlo? La ruota sopra la porta, devi pagare per entrare. Ah, quella là di prima forse? Oggi dove Ah no, no, quella là già ho pagato, sono entrato. Cosa qua, qua c'è dentro? una ruota sopra. No. Dove sta Aspetta, sta ruota? vediamo. Ah, vabbè. Tu dici la porta questa qua a destra, che quella là a sinistra già l'ho aperta.
Io vedo di entrare... Oh, calmo. Dentro. Ah, aspetta, dici dentro la stanza lì. Ok, Sono vuota. aspetta, non ci ho fatto caso allora. Ne mettiamo altri Ah, ogni 30. volta. Mamma mia. Se è questa, questo è il servizio postale. Questa? Ci ha detto Papa, eh? Noi non volevamo farlo, non sapevamo neanche che si potesse fare, ce l'ha detto Papa. Che Buonera. succede adesso? Oh, Davanti alla porta. Ma aspetta. Tu dici sta ruota qui sopra. Da dentro o da fuori? Aspetta, quello c'è pure il lag poi. Facci capire un attimo, papà. Che noi siamo dentro. C'è questa ruota. Però non... Attacco normale non fa niente, attacco speciale manco fa niente. Apri la porta e spaccala. Ah, perché è vero. Ok, adesso ho capito, grazie. Ah, Guarda, geniale. Quindi mo è protetta. così è protetta. Mentre aperta la devi E così rompere. non paghi più. Wow. Wow, Grazie papà, mille, sei papà. grande. Non ci avevo proprio fatto Cazzo, caso. Io sono una volta pensato. ero venuto qui dentro qua. Ok, Ma tu guarda, è un gioco di qualità. Ma tu vedi un pochino. ricordiamoci questi meccanismi allora, lo dico. Allora, a Quindi sto gli abbiamo punto, regalato 30 gradi. vabbè, abbiamo fatto una donazione alle poste. alla... Va benissimo così. Ma voglio vedere se da qua magari riusciamo a fare il giro da No, dietro. vedete. Sopra c'ero già andato, sì. Ancora giù. Ancora giù. Di qua. Minchia che culo. Ora non so se questo avrà conseguenze, ma è un piccolo segreto che ho visto in giro. No, conseguenze, manco io ci sto pensando. Io sto cercando di fare tutto, ma se è come il primo ci sono punti dove ti fotte. Momento questo, tutto a posto. Cosine tranquille. Mi sembra nessuna inculatura. Questa non è andata al meglio, però. No, forse no. Allora, aspetta. Ok. Se riusciamo a farlo nel meglio. E di qua siamo arrivati. Ok, allora, questo mo' c'è una bella ricompensa. Questo lo rompiamo e si apre qua. Non si apre qua, però ci ha dato comunque, no, ci ha dato il getto. Solo che poi dobbiamo fare così. Scopra grazie mentre plana scostumata. Effettivamente è un po' scostumata, hai ragione. Oddio, va. non voglio credere che qua ci dà il doppio salto, che sarebbe ottima come cosa. E da qua possiamo tornare indietro. Ah, ok, aspetta, facciamo di qua. Facciamo così. Porca troia. Presa tutta proprio in faccia, boom. Però, attenzione, pezzo di maschera. Ce ne ho 3. Manca solo uno, sì. Ne manca una soltanto e va bene così. Di qua c'è una luce. Che si aggira su. Non credo. Scusa, pensavo potesse essere lui. Ma per tornare indietro. Penso ce la fai da qua a destra, oddio. Aspetta così. Porca Ok. voglia. Ok. Mascherozza preso. C'è la porta all'estrema destra. Che mo possiamo aprire. Oh papà, buonanotte, bello, è stato un piacere. Buonanotte, nostro. papà. Un bacione, Mi papone. raccomando, buon riposo. Sì, dormi bene. Dormi sano, dormi asciutto. Speriamo che non dorma in acqua. No, dormi bagnato. Magari c'è il letto acquatico. Che lo so. Mamma mia. Guarda, ricordi Zozzi quando andava la nomea dei letti materassi acqua? Ho sempre sognato fare una prova e dormirci sopra, devo dire la verità.
Ah sì, è una cosa che ho fatto poco prima che arrivassi tu. Praticamente, ti ricordi quei bulboni blu che vedemmo l'altra volta? Quelle cose luminose che si vedevano al buio? Ho trovato uno scienziato, mi ha dato un oggetto per prendere quei bulbi. Gliene ho portati 3 e mi ha dato sto oggettino. Che cosa fa? Allora, di base mi mette un cuore temporaneo, Ok. però quando finisce la riserva a cui devo tornare da lui per fare la ricarica del tutto. Ah, E sta bello in culoni, anzi, vi faccio vedere pure dove sta. Qui, è qui, lui è qui. però puoi andare col teletrasporto. Non c'è teletrasporto vicino. Ah, bene. Ok. Dove va, signore? Stavamo Allora, giù. lo lascio così. Fatta doppia combo. Dai, buono. A posto, fatto. Ma dunque... Allora, Soret... Ti ha adopenato lui a te. Sì. Questa è la prima porta che apro così. A me i sogni bagnati piacciono. Sì. Buon bagno allora, Buon papà. bagno, papà. Tessinido Sindril. Questa è una parola che metterebbe Francesco. Sindril. Che cazzo sto andando? Ok, era una nuova creatura. Servitore Igni. Piccolo congegno costruito da tessitrici animato da rune di seta ricamate all'interno. Ok, questo è un tempio o una zona della nostra razza, mettiamola così. Quindi qui dentro... Mi sa che devi attivi devono rimanere tutti attivi così, mentre devi fare tipo speedrun. Allora, facciamoli resettare. Vai. Funzionato. Cavigliere veloseriche. Cavigliere sperimentali realizzate dalle tessitrici. Sfruttano la seta di chi la indossa per aumentare la velocità di scatto. No. Quindi scatti ancora più velocemente. Ok. Quindi facciamo, se noi togliamo questo e mettiamo questo. Wow, oggi sei flash, figa. Uscite un altro oggetto perché... Cazzo, con questi muovi bello velocemente, Bussola serve, calamita... No. Allora, al momento facciamo così. Mettiamo questo. Oh, Ah no, ogni volta si deve fare la suonatina. Ok. sta cosa. Però la parte là dove c'è il professore, forse correndo più velocemente, magari si riesce pure ad arrivare all'altra porta simile a questa qua. Dai. Allora, qua... C'era la zona qui che dovevo vedere. Aspetta, ma lì sopra c'è qualcosa però. Fermi tutti, mani in alto. Fermi tutti, questa è una retata. Sembra che c'è qualcosa là sopra. No. Sembra un ingresso là. Il problema è che non so come arrivare. Serve il doppio salto o qualcosa per saltare un attimino più in alto. Se riesci ad andare da sopra a quei cosi ci puoi rimbalzare col Aspetta, c'ho un'idea. Così proviamo pure sta cosa, solo devo tornare un attimo indietro. Allora, proviamo sta cosa.
Ogni volta farà testa e porta questa cosa, però va benissimo così. No, Bell'idea. ci ho provate, ci ho provate, ci ho provate. Allora, a questo punto abbiamo tornato forse indietro. Oh, aspetta un attimo. Oh, aspetta un momentino. Rotolo d'ossa. Ok, aspetta, ci possiamo fare un bel po' di punticini allora, che ho trovato lo storico, tra virgolette, che prende tutti i documenti questi qua. Almeno ci dà un bel po' di grani, così possiamo vedere di fare qualche altra cosa. Allora, la zona questa qua vista tutto, quindi dobbiamo tornarcene di qua. No, qui proprio no. Qui esattamente no. No, nella lava non proprio. Neanche. Diventato Sonic all'improvviso. Ok. Allora, da qua c'è il teletrasporto proprio sopra. Asamahani Mahani! Ira! Sai! Che ha? Eccolo qua, a posto. Ed era Cuor Campana. Allora, a sto punto c'è qualcuno di nuovo? Siete arrivato qualche altro oggetto? Pare che migliori la capacità naturale di un insetto di guarire. Sì, questo ti fa curare di più. Frammento di spola, un'altra cosa così. Medaglione del ricordo per poter equipaggiare un altro oggetto. Fascio di schegge. Il problema qui è solo questo qua. Però minchia, 80 sì. Sono tante cucuzze. Vabbè. Il problema è che ho trovato un'altra porta con la serratura semplice, ma devo capire dove poterla comprare, mo la chiave. Ok. Allora, pergamena strinata che riporta gli scarabocchi di una pellegrina. Cari compagni, tutti sono ormai andati, divorati, inceneriti, caduti per lo sfinimento, o ancora peggio, vittima dell'infestazione. Allora, a sto punto, questa è la zona di Cuor Campana e io ho due quest qui. Di trovare l'olio, che c'è il mastro aghetto qui. Oh. In quella cittadella attende l'olio del gennaio. Catestre. E c'è una cittadella Lassù. verso l'alto, così. Quindi nella parte alta della mappa. Allora, io ci posso andare da qua. Oh, ciao! Pushanka. Non t'avevo visto a te qua dentro. Ok. Ah, finestra. Ok. Quindi è una tessitrice. Solamente con la seta legano e ti fanno fare quello che vogliono. Ok, non vendi niente? No. Vabbè. Va benissimo. Hai cattato tante cose, Va oggi. bene.
Allora, di qua noi possiamo salire sopra. Ci ho provato, ho detto metti che. Allora, qui stava la tessitrice. Di qua c'è il passaggio, di qua e non c'è niente. E di qua si sale a sopra. Allora, di qua si esce fuori. Quindi non è qua dentro. Lui è Poppo quello grosso. O c'è un passaggio segreto qua da qualche parte. Allora, questi sono una rottura di coglioni. Di qua non c'è niente. E qua è solo per romperti un attimino i coglioni. Di qua già ci sono passato. Qua non c'è niente, ne riappaiono due qui. Aspetta che questi mi fanno fuori. Solo. Ok. Ok, un'altra campanella che mi serviva. Di qua non c'è niente. Un'altra campanella è qui. Ok, è caduto. Un'altra campana e mi sa che ho completato le campane. Vedi un attimo. 6 campane, sì sì. No, ne mancano 2. Ok, allora che il lato sopra qui non l'avevo ancora esplorato tutto. Salve. Scusate, c'è l'olio? Aspetta che qui sopra c'è qualcosa. Allora, di qua si esce fuori. Eccola qua un'altra. Qua. Una piattaforma. Qui c'è come se si dovesse aprire per entrare qua dentro, ma non c'è modo di aprirla. Non so, forse devi prendere prima tutte le campane, così magari si blocca qualcosa qua. Allora, l'altra campana lo deve stare solo nella zona giù a sto punto. Una cosa che volevo vedere, se da fuori... Io qui già avevo visto un attimino il tutto. Pure di qua c'era un altro passaggio. Di qua no, ho esplorato tutto, no? Non conviene. Allora. Ne fare così. È tornato Poppo. Oh, vita. Qua abbiamo visto tutte le zone, quindi... Allora, l'ultima campana giù, si deve vedere... Ah, Poppo. No, Poppo 2, minchia.
Hai poppato. Ho poppato, sì. Ho strapoppato perché siamo indietro. Mo. Ah no, aspetta. Aspetta, no, sono andata bene. Fermi tutti, mani in alto. Aspetta un attimo che subito facciamo. Giusto che abbiamo 7854 cosi. Scusi. Dai. Allora, dice che è ancora giù. Quindi Sì, sarà siamo in fondo, messo oggi. di qua. Fatto. Ecco qua. Allora, suca. A questo punto possiamo scendere di qua. Ci fughiamo pure, perché sì. E la campana? C'è anche un'altra zona giù, simile a questa. Spruzzolo. È una zona segreta da qui che ho scoperto. E c'è un'altra zona simile a questa. No, oggi è dove bella questa campana. già avevo trovato la maggior parte delle campane. Quindi mo bisogna vedere meglio. O c'è un altro punto che non ho ancora visto. Ne manca una. Ma vediamo un attimino di trovare. No, trova. Qua deve stare. Trova, Enzo. Qua deve stare. Dai, è vicino a Padova l'Islanda. Non serve. Però metti che si sblocca qualcosa. A me non mi dispiace. Ma non c'è niente. Qua c'è Giovanni. Vediamo un attimino di qua. Aglia. Allora. Vieni giù. Allora, qui è da dove siamo venuti, quindi qui c'è lui. Ah, questo è il tipo di eremita, sì. Yannara. Ok, questo è un dialogo nuovo. Va bene. Allora, a questo punto devo rivedere da qua. Poi da qua, che lì era lo sciottino che si sbloccava. Sei morto. Il dubbio. Portogallo. Oh, trovata. Godo. A posto. Perfetto, ora mi sento più tranquillo. Ok. Io di qua non c'ero mai andato. Qui si va avanti. Vieni su. Vieni su. Qua niente. Allora, andiamo, ci conviene andarcene da su. Tua sorella.
Poi ce ne torniamo indietro e andiamo a consegnare le campanelle. Il problema sarà poi capire il passaggio lì se non ci dà un oggetto. Che lì c'è una botola. Ma vedrai che questi ci danno l'oggetto per andare a Consegna. Campane d'argento. Deside esaudita. Allora, che ci dai? Collana di grani, Gianmarco. Ma, Collana di grani. ma no, Allora, no. su Vabbè, 120 grani, 120 gradi che lascia fare. Allora. Sgombero, l'olio nella città. così è la cittadella. Cioè adesso non conosco la strada chiama cittadella, lo per forza. Allora, In alto. Dove possiamo allora andare in io alto? posso vedere di esaminare la zona qui dove poi non ho fatto granché bravo, della bravo. parte della città. Bravo, bravo, mi piace questa tua idea. L'unica cosa che può essere è questa qua. 22:53, siamo pure in orario, poi aiutate anche un vecchio anziano a trovare la strada. Ok, voi siete la compagnia delle pulci, completata la prima parte della quest, si sono spostati qua e sono andato con loro. Allora, andiamo a vedere. Perché poi c'è quella specie di alberghetto dove poi... Allora, qui sotto c'è qualcosa. Aspetta. No, le cosiddette coppole di minchia. Belle, però. Ok, vabbè, ci abbiamo provato. Effettivamente questa è una zona dove sono venuto una volta e poi non ho fatto più un cazzo. Difatti di qua adesso io ci posso andare. Facciamo anche sì. prima di qua. Nuovo contenuto. Oh sì. No, ci sono passato qua ma solo una volta. Oh no. Questa sister qua. È morto Gianmarco. Penso di sì. Andiamo di riesaminare un pochettino la zona qua. Allora. Qua niente. Allora, di qua. Qui c'era una stanza da fare che ho completato, la porta si è chiusa, quindi tutto quello che c'era da fare all'interno l'ho fatto. Aspetta proprio, questo è muro. Ok. Allora, andiamo prima di qua. Devi fare il doppio attacco avanti e indietro. No, me lo sono dimenticato, Ah, che cattiveria che fa sto coso. Basso e poi tutta la zona attorno. È forte pure, Allora, bel fatto. niente. Devo sapere. Siete boom. Crustol. Abbiamo risolto il problema. Un po' qua se c'è qualcosa, qua niente. Ecco qua. Allora, dobbiamo vedere qua in alto, dove prima non potevamo andare, ma adesso sì. Adesso sì. Allora, aspetta. Va. Qua parte la fight, aspetta, me li faccio vedere. Mi sembra zona da olio qui, come le campanelle come prima esamina. Una casa campana chiusa, chiamare? Sì. Oh!
Chi è? La grande Sutunia. Stiamo in cazzo perché la stiamo chiamando e parte la fight. E cosa... Sì. Cosa vuoi? Oh. No, ci Campione serve degno questa di cosa qua. nota. Con Vabbè. qualcosa di davvero orribile all'interno. Noi giriamo, vediamo se troviamo qualcosa. Allora, Quindi, intanto vediamo un attimino qui sopra. Aspetta un attimo che qui sopra magari troviamo Air Campione. Filo di grani rovinato. Questi sono 30 o 60. 30. oh, Aspetta un attimo, Gianmarco, Ehi, aspetta un ehi. attimino. Oh! poi, Tessuto e materiali infiammabili utilizzabili per fabbricare un'arma esplosiva. Costruire strumento? no, per forza, così. Sì. È obbligatorio proprio farlo. Devo capire dove prendere altri pezzi di metallo. Cosa fare? Foschinnolo. Oggi queste sono granate. Sacca di tessuto piena di un materiale volatile. Esplode all'impatto con nemici o si è accesa per la miccia. Questa Ah, bomba, lo me ne ha zio. parlata oggi il buon Metiocchi, il carabiniere. Er L'ha bombettolo. sboccata anche lui oggi, oggi siamo allo stesso punto dove stava lui oggi. Mi aveva detto Ok. una granata e questa palesemente. Ok, ottimo. Dobbiamo testarla. Allora, serve solo una panca. Cassa? Panca? No, solo, Panca solo piana? panca. Solo panca. piatta. Allora, di Panca qua non c'è bestia. nient'altro. No, non ci sono qui. A meno che poi nella società qui non ci siano i panca bestia, non so. Il contrario? Ah, per me no, assolutamente Ah, ti senti un po' discriminatorio. niente. Ma assolutamente no. Magari lo identificano con un altro nome. Come lo sai con me, che mi discrimini solo perché sono un rapper cinese. Perché non credi nel mio sogno? No, ma io ci credo. Perché Enzo non credi nel mio sogno? Enzo, dimmelo, perché non ci No, credi? no, ma ci credo. Ma ci Posso mancherebbe essere un altro. rapper cinese? Assolutamente sì, già ma. Non so il cinese e non so fare il rapper, però posso esserlo. Forse il fattore cinese va un attimo rivisto. No, allora, Gemma, guarda, anche per dare una notizia apparsa, mi sembra, non mi sono informato del tutto, quindi attenzione, però sembra che vogliano rendere il cambio di sesso fatto e giustificato con un semplice documento su un foglio. Quindi tu prendi il foglio, domani mattina ti alzi, ti identifichi in un certo modo, vai là, compili il foglio, con tutto quello che ne consegue. Allora oggi io ho un sacco di clienti a lavoro che stanno facendo la transizione. Ok. Il frullone, diciamo, una zona che se ne cade di Ados, come Ok. dice il buon Giacomino e anche di Diados che tornano a casa. Balla tuo papà, signor Poretti Brighella. Ah no, è tua mamma. Comunque, a parte questo, le rotture di cazzo sono veramente incalcolabili anche a livello di farmaci e cose che devi prendere. Quindi, almeno, cioè questo per dire che cosa? Se uno o una, o chiunque esso sia, è disposto a subirsi questa enorme rottura di coglioni, pure se tu non ti senti fuori posto, ma perché dici io tanto lo posso fare quando voglio, quindi lo faccio, e non hai proprio una valida motivazione anche psicologica dietro, però buona fortuna anche per le spese da coprire, perché il governo non copre queste spese. Questo è il punto. Quindi se vogliono fare questa cosa, ragazzi, Detto, era discrezione vostra. una proposta di legge, non ho capito perché non ho avuto modo di... C'è un sacco di soldi che si alzerà il governo con queste cose, quindi è buon per loro che fanno altri soldi, che gli devo dire? Allora, qui o mi serve il doppio salto o non Ma è so. veramente un quantitativo di farmaci da dover assumere, anche roba Se uno vuole fare il pesante. percorso è liberissimo Certo, di farlo, però devi sapere tutte le tarantelle del caso. assolutamente. Sappi che è una Rendere cosa una cosa complessa. del genere così libera porti solo problemi. Questo però ti continua a far capire quanto cazzo è illimitato il corpo umano di possibilità, di applicazioni. Cioè poter convertire il tuo genere adesso che in questi anni 2000 e passa la cosa si è evoluta ed è diventata a tutti gli effetti fattibile in tutto il corpo, quindi a partire dall'organo genitale,
i seni, la voce, il livello di testosterone, tutte queste cose, cioè tu proprio puoi cambiarti totalmente ed è una cosa comunque Sono pure quelli scientificamente parlando. che si cambiano troppo e non si Esatto. rendono conto un attimino delle fattezze che assumono. Poi sempre la solita cosa, contenti loro, No, certo, contenti vabbè, tutti. se vi piace. Allora, aspetta, meglio prima il passaggio segreto, aspetta. Ti racconto un aneddoto divertente. Beh, niente, ieri sera ho shippato una vecchia, l'ho stesa con la macchina e ho ritirato la pensione al posto suo. Poi l'ho accompagnata in ospedale. Ma per provare qualcosa di nuovo, non ho capito. Un'ebbrezza. Sì. Salve, tu sei Krat. L'Eyes of P? Kadastano. A Krat? Ok, una delle pulci, ok. Ok, c'ha un segretozzo. Comunque no, battuta a parte, l'aneddoto serio. Mentre stavamo vedendo il film mancavano, poi dopo ce ne siamo resi conto, mancavano tipo 10 minuti alla fine del primo tempo. La mia amica si stava pisciando addosso. Già ma devo farvi tutto. L'emozione della sala gioca a volte. Io stavo dicendo, guarda che sia, secondo me fra poco finisce il primo tempo, perché quello è preciso, non ce la faccio più. Vabbè. Così, nell'alzarsi, giustamente non l'ha fatta apposta, per fortuna non partiva un jumpscare non è partito un jumpscare in quel momento. Si è alzata, ha inconsciamente appoggiato la mano sulla poltrona davanti a lei, però non ha preso lo schienale, ha preso la spalla di una povera ragazza che stava con i nervi a fior di pelle. Fatto il cagozzo. Aspettando a scena, belle poi Fatto il cagozzo. Infatti dopo quando poi sono appicciate le luci stavo chiagnava, io stava ridendo come ho detto, ma no, ci credo, nel momento hai capito. Col fidanzato che ha fatto, meno male che non si è cagato sotto. Grande bro, sei un principe, sei mio fratello. Via del peccato, Gianmarco, zona nuova e non c'ho la mappa. Perfetto. Dobbiamo trovare Posciancalax, l'amica di Francesco. Cazzo sei tu qua dentro? C'è un brostolo in trasporto. Ah, poi a un certo punto, scena molto divertente, dovevamo entrare nella sala, stavamo al Space, quella fuori rotta. Sì. Sala 1, perché poi c'è 1, 2 e 3 a 11. Noi siamo sala 1 subito da sola senza fare una fila infinita. Ci mettiamo là tutti quanti in fila. C'erano i nastri aperti e la sala aperta. Però non c'era il tipo del biglietto. Scusate, però qua sta tutto aperto. Lo spettacolo è finito. Si entra, forse stanno dentro. Entriamo. Solo che noi avevamo pensato che ci hanno seguito tutti e il tipo dei biglietti ancora doveva arrivare alla postazione, quindi bene come si sono trovati tutta la sala di dopo dentro già la sala senza aver fatto i biglietti, senza i biglietti. Ok, il bordello insomma. Sì, il tipo si è innervosito, io ho fatto però comunque bastava mettere i nastri chiusi invece di lasciare tutto aperto. No, già, ma è una soluzione troppo difficile. Troppo complessa. Cioè stavano proprio là, infatti dopo ha preso e li ha chiusi. Infatti, però facevi prima. Però vabbè, non fa niente. Se io parti come dolce fiore, no. Ok. E non ce li abbiamo. Aspetta, ce li abbiamo, fermi. Che gli oggetti non li perdi. Usare Brute Splat. Questo dovrebbe darci forse dei cuori temporanei. Grazie mille. Ah, Culla completamente tutto. fulla tutto così. Non sta quello pure che sta facendo, ma che cazzo sta a fare sta cogliona? Oh mamma. Ok. Ah, Anzi, questo ti ha spiato mentre stai a fare chop chop, non penso. È un bravo commerciante, lascia fare. Fidati. Ti fidi poco. Questo sempre per il fatto che sono cinese e sono un rapper. Ma assolutamente no, non è così, Gianmarco. Che ce l'hai con la mia carriera? Ma non ce l'ho con la tua Tu carriera. sei solamente invidioso perché io sono un rapper di successo vorrei- cinese. Vorrei anche supportarla in qualche modo. Portami, ascolta il mio nuovo pezzo. Ok, dove è uscito? Sì, spot.
Spotiz. Si chiama Tu cerchi mi capi. Che lingua doveva essere? Scusami la canzone. Cinese. Ok. È un featuring con Pino Daniele. Prima ok. che dipartisse l'ho fatto. Cioè di canta in napoletano, io rappo in cinese. Vabbè. Lo vuoi sentire? Dopo, dopo. Vabbè. No, gli voglio dare tutta l'attenzione che merita, Gianmarco. Costa 600.000 euro all'ascolto. Me ne devi dare 300.000 solo per metterlo dentro il dischetto. Gianmarco, immagino la canzone e sono felice per te. No, non si mai l'ultimo pezzo da fatto Pino Daniele. L'ha fatto Ho con capito. Jambox. L'hai fatto? Ma tu devi supportarlo, hai detto. Quando avrò la possibilità in quel modo là, Sono ti supporterò solo con tre. immenso piacere. Ma sono solo 300.000 euro, lo ce li hanno tutti, anche i Eh no, barboni. Gianmarco, io no. Quello è il problema. Ma non sei canzoniero proprio, guarda. Quello non ce l'ho. Dillo che tu sei Elon Musk in realtà. L'ultima volta che ho controllato, no. No. Dal No. passato dove vinceresti, di preciso? I connotati, dici tu. Dipende. Niente, non si aggrappa là. Allora, Rapper non lo puoi fare. E non puoi essere cinese perché c'hai problemi con i cinesi come ma non c'ho problemi con i E poi cinesi. insulta mia Madonna madre, mia. e poi insulta mia madre. E poi fa quello. Quando hai insultato tua Hai madre. fatto 2 mesi fa. Poi io non faccio. Dillo che ce l'hai con me. Non... Farmacista di giorno, rapper cinese di notte. Cosa c'è che non va? Bella l'accoppiata, però non... Scusa, Batman faceva playboy milionario di giorno e vigilante della notte? Nella notte. Certo. Io non posso fare il rapper cinese No, nella notte. puoi e devi farlo. Se senti di fare questo nella tua vita, fallo. Quindi Poi, sovvenziona il mio pezzo. ma non a quelle cifre. Madre, non si ne puoi dare anche in rupie se vuoi. No, ma non ce le ho né in lire, né in euro, né in rupie. Né Manco le niente. rupie c'hai. No, niente. C'hai dei bitcoin forse. Ce li ho, ma sono pochi. Ah, cazzo. Ce n'hai 3, 4, 5? No, No. purtroppo no. Vabbè. Proprio la mia carriera Aia. non può decollare perché corro. Cioè vedi un poco tu. Aveva ragione Lorraine Warren quando diceva chi troppo vuole nulla stringe. Chi troppo vuole, troppo vuole. Troppo vuole. Ma questo lo dice Ed, prima alla fine del primo tempo lo dice. Se n'è andato, non voleva giocare. Poteva essere un duro, però. Ma non c'è niente. Ma sto Cartara dov'è? Allora di qua sia... Che cosa sei tu qua dentro? Chiuso sotto chiave? Sarà un alleato o un nemico? Mm. Chi eres tu? Amico o nemico? C'è anche una pancana oggi. Ah, ok, solo il movimento perché sono fatti di me. Che cazzo lanci tu? Shuriken. Il mazzafrustola! Mortacci tu! No, Giovanni. Allora, ci dobbiamo andare un attimino più calmi. Azza da sorta! Diceva il saggio. Sì. Quando lo diceva? Ecco qua. Salve. Una gabbia con una serratura semplice. Lasciatemi in pace, viaggiatrice. Meglio accettare la crudeltà di questo regno che opporvisi inutilmente. Buenera. Quindi mo c'ho 2 porte da aprire con 2 chiavi semplici. Ok. Hai messo segnalone? No, e non posso mettere segnalone perché non c'è c'ho la mappone. mappa. Allora, intanto dovete di arrivare alla panchina. Così da recuperare l'energia e farci il checkpoint. Perché qui vedo nemici nuovi. Ehi. Cazzo di attacco lungo che fa.
Facci vedere. Ok, allora, almeno ho recuperato un po' di energia. Oh no! Suca. No, che l'avevo fatto, dai. Dai, che l'avevo fatto. Sì, tua sorella. Allora. Di qua non si va. Sei tutto cremoso là, lo zio, perché Sì, sono entrato in quella roba fatta a Bobassella. No, vabbè, c'avevo uno di energia. Farfol. Allora, da dove ripartiamo? Da qui. Allora. Di riuscire a trovare una scorciatoia per la zona da là. Penso che ci rifacciamo tutto il giro ogni volta. Ma qua siamo abbastanza velocemente comunque. Ok. Ha dei versi veramente equivoci se li senti senza guardare. Dice, ma non è che stava... potrebbe sembrare. Aspetta, in cima qua non ci sono arrivato, aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Quindi da sopra c'è qualcosa con cui puoi tornare qua. Allora, aspetta un attimino, facciamo così. Io mi sono messo un po' in desabillé, non mi Va viene. bene, va bene. Ma fa caldo stasera. No, è tornato il caldo. Ciao, ma dovrebbe venire il maltempo sti giorni, speriamo. Dicono da domani pomeriggio. Dai, todo. Allora, è di là che non riusciamo ad andare, però magari, Madara. Uchiha? Allora, aspetta, questo è lo short per non fare avanti e indietro. Torniamo nella locanda di qua. Salve. Oh, mala. Hasbin? Oh, Va bene. boy, ah. C'è un qualche segreto, voleva dare. There's a hole? Ok, è con lui che dovevo parlare. Benny Frank. There's a humbahe. Uno spaventacorvidi. What? Ok. Ok, vabbè. Andiamo a Allora. sterminare, lo zio. Di qua l'esserino che c'era è partito. No, possiamo riposarci qua, almeno così abbiamo un save più vicino. No, possiamo andarcene di nuovo di qua. Scusa, non devi andare sul tetto della taverna. Allora, devo vedere se riesco ad andare da sopra, vedendo dal passaggio qui sopra qua. Voglio vedere da qui se riesco a risalirmene da qui. Che da là non c'è un passaggio diretto. Di qua c'è un po' di zona. Bastardo.
Vedi che c'è qualcosa. Visto che c'è qualcosa. Tua sorella. Friend. Qua. E un altro. Ah, ma ha detto io me ne vado, poi fai No. tu. Ho usato fuga. Allora, questi devono un attimino crepare. Oh, ci ho provato. Ah, aspetta, quelli danno una mano per arrivare qua. Aspetta un attimo. Ah? All'ottavo raccolto inviare 50 misure, 9 battute di filo residuo, avvolto, 14 misure di filo residuo, intrecciato, giuramento di fedeltà a tutti i lavoratori. 12° raccolto inviare 40 misure di filo residuo avvolto, 2 battute di filo fine, intrecciato, giuramento di fedeltà a tutti i lavoratori. Sono dei numeri ti dà comunque, volendola vedere in questo modo qua, però non saprei a cosa potrebbe servire sapere sto fatto. Un senso ce lo deve avere. Allora, di qua torniamo indietro. Anche se la strada di sopra ce l'hai ancora oscurata. No, è quello mo quando ci sediamo ad una panchina, Te la fruzla. trascrive tutto sulla mappa. Pensavo fruzla. Questa ce la vediamo di fare dall'alto così non abbiamo rotture di coglioni. Ci siamo andati di qua, poi siamo andati sotto il cazzo. Ma oggi la granata. Ah, mi sono dimenticato di metterla, è vero. Non la granata oggi. Sbagliato pulsante. Ok, e tu ci saluti. Se no, ricordo però dove abbiamo perso. No, però. Ok. Friend. Allora. Siamo andati di qua. Ho fatto sbrondel. Ok, meno uno. Aglia. Friend. Allora. E fino a qua direi tutto a posto. Ma possiamo andare di qua. Facci mani di casa. Allora, di qua è chiuso, però abbiamo aperto il passaggio. Che è successo? Che è successo, Francesco? È uscita la data di Kingdom Hearts 4. Lo Non ci sapevo. credo, Francesco, che cazzo di... Ma manca sia avevi. Ho portato sacchi di monnezza fuori dalla mia forgia. Finalmente è mia. Mia forgia, Ok, perché- penso sia qualcosa aggiunto nell'espansione. Perché prima non era tua, Francesco? Non conosco la lore. Oh, panchina, mappa, tutto. È un DLC No. basato sulla forgia, ok.
Ah sì, avevo visto il trailer. Cioè, quindi tu c'hai proprio tutta la forgia tua da gestire adesso, però a livello di risorse e quant'altro. C'è qualcosa sotto che lo sta bloccando. Ok. Mappa della via del peccato. A posto così. Devo aumentare la reputazione così posso mettere in nuovi schemi. Francesco aumenta quella cazzo di reputazione. Ok, passaggino segreto. Sì. No. Allora, l'avevo preso. Allora, Uno di vita oggi. lo so. Bro, ho conservato 15k Grosken per questo momento. Francesco, ma sei previdentissimo. Va bene. Allora, fortunatamente è comunque vicino e mo comunque c'è la mappa. Allora, almeno così ci è andata bene. Allora, La storia terra può andare a uggiosa. farsi mettere ora la mia storia è il Fab. Giusto. Giusto, tu sei Francesco il fabbro modesto. Volevo essere un fabbroll. Sì. Ma quindi adesso anche nella vita vera aprirai Una fucina. una tua fucina personale? Lo fanno. Per forza. Ah, strano, pensavo. Sta facendo da tutorial, hai capito? Lui sta giocando per imparare a fare le cose. Vabbè. No, questi rompono i coglioni, questi qua. Allora. Sudocazzo è bella grande questa zona. Allora, innanzitutto si torna a prendere un segreto. Ma però ragazzi, no ragazzi, mi avete fatto perdere tutte le... No, sgrodolato, sì. Andiamo a cazzo così a sto giro, Ah, ho perso tante cose. 400 e passa, così era. Ah, va bene. Ando. La È vita. andato con troppa scioltezza. Come dico a tuo fratello. Ando. Tanto comunque andando nelle zone giuste ne manco tantissimo per riuscire a fare di nuovo quelli là. Francesco, scusami. Potresti confortare il tuo grande amico Enzo Che ha perso che ha tutti. perso tutti questi grani che erano molto utili? Non potresti dargli delle parole Una parola di conforto, ecco. qualcosa di affettuoso? Una cosa carina. Per piacere. Lo do vincente 51 il no. No, meglio no che quello che potrebbe dire, così. Mi sta là alla sua scrivania che sta pensando, mangio pasta e pisello. Davvero mi dispiace un sacco Enzo, io non so davvero come risollevarti, ma un pugno in faccia va bene? Guarda, fino alla fine stava andando benissimo. Sì, si è perso un po' nel finale. Però no grazie, il pugno in faccia non credo che mi faccia bene. Però le tue parole sono ben accette, Francesco, sei una bravissima persona. Più o meno. Così dicono. E noi gli crediamo. Assolutamente. Sì, circa. Qualche volta. No, lo zio. Sto topo rompe i coglioni. Ah, mi dovevo prima liberare. Aspetta, a questo punto. Se riusciamo ad andare un pochettino tranquilli, ma io credo che qua facciamo un'altra volta la fine di Poseidone. E sangue di tua sorella.
C'era il cazzo di topo sotto, porca la puttana. Dobbiamo pulire bene i nemici. Allora, aspetta. Posizione la game. Vai. Dai, almeno una boss fight, fammela trovare. Francesco, potresti commentare la posizione da gaming del tuo grande amico Enzo con una semplice parola da massimo 5 lettere? Massimo, grazie. Il cervello attivo che non si atrofizza alla scimmia. Ma vediamo che parola. Fro, non credo no. c'entri. Frog. Ah, frog. Frog. We are Rana, frogs. ok, va bene. Vabbè. Massimo 5 lettere. Ah, perché giustamente dovevo avere più mobility e saltare di più, ha ragione. Wow. Grazie Francesco. Anche perché quell'altra parola che volevi dire ha 6 lettere, Francesco, quindi non va bene. Ed è un'offesa. Però. Anzi, non è un'offesa. Come un È deficiente. un appellativo detto in maniera cattiva, Francesco. Ma tu non sei cattivo. Allora, Francesco, diciamo che un dato oggettivo. Non so, Francesco. Non credo. Cioè, a me non risulti che Enzo sia un frog. Cioè, non credo. Qualcuno l'ha pensato, Hanno provato a farti cambiare idea, però no. prendendoti anche dei tranelli, così vogliamo dire. Sì, mettiamola così, però Mettiamola così per ridere. nessun problema. No, assolutamente. L'importante è che il culo è salvo. In senso fisico e anche in senso Aspetta, mentale. un momento. Francesco, non sei un obeso di merda lardoso bastardo. Mi sembra un po' eccessivo dirti queste parole, no? Cioè, forse stai esagerando. Allora, pezzo verso di te merda, stesso. sì, ma quello per altre motivazioni. Cioè, pezzo di merda, non obeso. A parte il fatto che non sei una persona obesa, Francesco. No, forse Francesco, non scherzare su queste cose. Potresti avere qualche chilo in più, come ce li ho io. Enzo un ce po'. li ha nel pisello, per esempio. Fai un po' di palestra. Esatto, un po' di palestra. la faceva lui la palestra, non so se la sa fare. Poi c'è pure un po' di tempo libero in più. Fai un po' di esercizi, pure fatti a fare una corsetta ogni tanto. E basta, ma non c'è bisogno di dirti tutte queste parole dette in maniera aggressiva e offensiva verso te stesso. Ma offensivo? No. Sei comunque Tanto un che essere sì. umano, porca la miseria. Circa. Sei sicuramente un bastardo, pure questo è vero. Stronzo come la merda. Però questi sono altri discorsi, Francesco, non c'entrano con questo argomento qui. Sì, ma un po' eccessivo. Ma per un fatto d'affetto, capito? Con il cuore, ecco. Io pure sono pelato, ma non è che mi dico da solo sono veramente un pelato di merda. Mi piace ormai praticamente, risparmio sullo shampoo, che non è male. Mi asciugo i capelli con l'asciugamano, che non è male. Pelato stronzo, ecco qua, perfetto. Cioè io gli ho detto solo belle parole, adesso becco pelato stronzo, ma perché? Aspetta che c'è qualcosa lì Oh, sopra. prego, io sto prendendo solo del perché sono stato offeso. È un fatto d'amicizia, già, ma... Ma questa non è amicizia, Enzo. Pallonetto! Credo che tra l'altro tu gliele possa respingere, oggi se le colpisci mentre arrivano. Sì, come gli altri lanciavano i sassolini esplosivi, io però qua vorrei vedere. Siamo dimenticati un'altra volta la granata. No, aspetta, io ho un po' capito che devo fare. Allora. Mo da qua così. Allora. Silk. Mi raccomando. Con calma si fa. No, non può, troppo scarso. Vabbè, ti ha offeso anche a te, ma perché ora ti sta aggredendo? Un fatto di carattere, già, ma c'è una capannella. Una dolce capanna. Salve. Voi siete? Krull e Benjin. Holly e Benji. Oh no. Krull e Benjin. No, no, non vediamo ammazzare. Motera. Ragazzi, ho fatto anche le acrobazie per arrivare fino a qua. Qualcosa da fare perlomeno. Dammela. In periodo sono buone, va bene. Sì, viscere di Blood. A posto. Quando facciamo mezzo chilo, quante ne devo portare? Gli scarafanghi. Tra l'altro mo stavo pensando a una 10. cosa. Mo, dimmi se sbaglio.
Francesco. Ma siccome, mo, bene, non per infilare il coltello nella piaga, ma O la come piaga dici tu, del coltello, ma dipende dai punti poi di dici vista. tu dato oggettivo, siccome tu al momento sei libero, no, per dirne una, non stai lavorando, diciamo così, ma perché così non ti organizzi un fine settimana, tipo un sabato e una domenica, e ti vieni a fare 2 giorni qua a Napoli, ti trovo se vuoi anche il B&B vicino a casa mia, vieni col treno. Sfortunatamente non so cosa Tua c'entri mamma questa cosa, ma non credo non che fa sia questo così. lavoro, è una bravissima persona e tu la stai offendendo. Quindi ti pregherei di smettere di offendere la mammona, grazie. Però, battute a parte, Francesco, se non c'hai niente da fare, ma perché non te ne vieni, non ci vieni a trovare, dato che mo non c'hai attualmente l'impegno del lavoro? Un weekend, In amicizia, in senza fratellanza. macchina, senza rotture di coglioni, ce la vediamo tutto io e Enzo, ci organizziamo e ci siamo un weekend insieme, ci facciamo Tu pure... non devi muovere un dito. Ci facciamo una sessione di D&D se vuoi pure, vai, così, per ridere. Francesco, come fai a rifiutare un invito del No, genere? battute a parte, pensaci, se ti va, io mo ci stavo pensando, se sei libero e puoi spendere qualcosina di soldi e vuoi fare sta cosa, fammi sapere, ti organizzo io tutto. Io ho sparato la cosa, ho pensato mo, c'ha voglia, lo vedi? C'è qualcosa lì dentro. Ti prego, dimmi che è l'olio. Dimmi che è l'olio, dai. Ecco qua. Chi cazzo sei tu? C'ha una ringhiera nella schiena. Ma qua c'è pure qualcos'altro, però aspetta. Sì, certo. Su. Cazzo, voglio due. Ho fatto il peri, non so manco io come. Suca. Prima. Guarda Blatte, badante già invecchiato che io sono un laccio di catene pesanti. E fine qua, direi. No. C'era un piccolo tesoretto, Gianmarco. Sì. Vabbè, ok, comunque era una zona un attimino opzionale, ok. Però che cazzo, poteva dare l'olio. Ok, tu sei il cugino e ti lasciamo lì. Oh no, Giovanni, Fai un tocco sulla schiena così rimbalzi via. in realtà me ne vado proprio. Me ne vado proprio, vai Gianmarco, proprio, sì. direttamente. Sì, direttamente, addio, tanti saluti, tante care cose. Allora, Io farò la pipì. ok, il viaggiatore qui è ripartito. C'è tutta la zona di là. Ma vedete, c'era anche un passaggio qui sotto qua, più che altro. Allora, ma proviamo a vedere un attimino prima questo qua. Ed era proprio quello. Sì, era proprio lui. Ok, di queste quante ne dovevamo prendere? 25. Allora, io da qui lì non ce la faccio, quindi devo andare per forza da sopra nell'angolo. Allora, andiamo un attimino. Ci mettiamo più sotto.
Ora da... Ok, da qua già si potrebbe fare. Ok. Qui dentro c'è un oggetto là sopra, ok. Un attimo qua. Eh no! Guarda per quanto mi stava a fare. Ok. Fascio di schegge va bene. Aglia. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Friend. Qui non c'è niente, qui c'è un topolino. Ok, vediamo un attimo prima di base qua dove usciamo. Ok, questa è tutta la zona in alto qua. Ce l'abbiamo nella via del peccato, ok. Allora, qua ho visto tutto, tacci tua. Li mortacci tua. Ma a sto punto possiamo andare. Ah, ok, ci poteva arrivare pure benissimamente da qua. Allora, poi tutto a posto. Ci rifulliamo un attimino per sicurezza. Ok. Allora, la zona di là sta andando. Voglio dire, fa solo sta cosa, poi ci facciamo. Ci diamo qualche video divertente. Così giusto per far terminare la giornata un attimino più con calma. Mando cazzo vai, oh ma che cazzo fai? Mamma mia, come sto? Il contesto per cui è nata questa cosa? Comunque, Francesco? no, ma ogni tanto è come quando parla napoletano. Magari è qualche PG nel gioco che gli sta parlando in romano, capi? Quindi... Allora, io ti faccio solo presente una cosa, ho letto adesso. Ma- C'è stata la partita di qualificazioni ai mondiali. Ok. La nostra è stata particolarmente particolare perché era Italia-Israele, quindi un periodo, diciamo in un momento dove forse si poteva anche evitare di fare queste, stata la situazione nel mondo, si poteva evitare questa merda di mondiali, ma va bene. No, ma hanno fatto... C'è stata la partita di qualificazione Norvegia-Moldavia. Ok. Nella Norvegia, lo zii, devi sapere che c'è un giocatore appunto norvegese che è Haaland, assomiglia un po' a Shrek, però ha i capelli biondi tipo Thor a Torino, e questo qua. Questo tipo. Ah, ok. Questo tipo è un mostro. È un mostro. La Norvegia ha battuto la Moldavia, che ti faccio solo presente ha segnato il suo unico gol al 74esimo. Almeno uno l'ha fatta. Per 11-1. Vabbè, è capitato. La Già, partita di capita. calcio. Capita. Hanno segnato al 6° minuto, all'11esimo, al 36esimo, al 43esimo, al 45esimo recupero.
poi 52esimo, 67esimo, 76esimo, 78esimo, 83esimo e No, mo lo sai. 92, quindi proprio per finire prima che fischiasse l'ultimo gol. Lo sai, non seguo tanto il calcio, però dico io, no, pure va a 5 poi ti fermi, cioè perdi il tempo in mezzo al campo, perché sconfiggere una squadra 11, ma che Cioè cosa stavano gli vuoi vincendo dire? 7-0. Cosa gli vuoi dire, Gianmarco? Vabbè, 11-1, una roba senza senso. Vabbè, Allora, vediamo che riusciamo a fare. Ok. Suca. Allora, 1, 2, 3, a posto. Topino sotto sfratto. sì, sì, ma ormai bro l'Italia, per pure quanto ne so poco io, è una squadra molto discutibile ormai, quindi io continuo a tifare il Giappone. Io spero veramente che un giorno il Giappone vinca il mondiale. Ah, ragazzi, allora, calma. Oibò. Minchia se sono antipatici quei due in quel punto lì. Allora. Devo pure controllare una cosa. Poi non l'ho più equipaggiato, ma vabbè. Oh, fatemi trovare la cittadella. Oh, dateci l'olio per piacere. No, brutta situazione. Ok. Quindi poi quando è finita la partita dell'Italia? Noi 5-4 abbiamo vinto. Ah, ok. Ho visto un po' gli highlights, ho visto i gol l'altro giorno che stava vedendo. Mamma, onestamente, sembra veramente una squadra di scarpari. Però, diciamo, non sono più gli stessi tempi. Ah, vi devo per forza eliminare, allora siete una rottura di coglioni. Vabbè. Ci ho provato. Ci ho provato. Aspetta, sì, ma facciamo Così la questo. proviamo, Ozzy. Allora, togliamo questo. Mettiamo The Granades. E mettiamo la calamita così iniziamo pure a riprendere. Con te si può parlare? No. Fatto botta. Bomba! Questa secondo me fa anche male. Questa fa molto male. Ok, c'è il limite di stage. Mi serve olio. Trovi l'olio. Ah, siamo a posto. Ah, la logica dice che stiamo andando bene in teoria. Dobbiamo capire con precisione la cittadella, perché nella zona qui della mappa Dice verso l'alto. l'altro bosso piano, cittadella non c'è ancora, quindi sarà o la zona lì in Sì, alto. sopra, sì. Io comunque a livello di trama sto puntando per andare alla cittadella, perché lì c'è tutto il marcio, è quello che dobbiamo fare. Allora, qua tutto a posto, qua serve un'altra chiave. È un problema, l'abbiamo risolto. Il problema è che mo non c'ho la setola. Allora, noi possiamo fare l'antica arte del... Ok, scendete voi qua.
siamo tornati normali. Sì, che Però devo due lasciare glieli subito. ho rimandati dietro per fortuna. E ci siamo puliti pure la zona. Allora, adesso con calma e tranquillità. C'è solo il topolone di là. No, fanculo a mammita. No, sbaglio mio. Pure Sbaglio prima, mio. così. Friend. Pensavo me ne mancasse uno. Ok. Ecco qua. Minchia, proprio in testa a qui gli è andato. Gli hai fatto un pallonetto non indifferente. Allora, e fino a qua siamo tornati tranquillamente. Mo' c'era la zona segreta lì che dovevamo completare. O l'abbiamo fatta poi prima qua? No, qua l'abbiamo... No, aspetta, noi siamo andati nella zona qua. Qui siamo La morti. panchina poi così qua. Non siamo andati alla fine. No, è quella panchina che non si alza. Ah, è vero, sì. La dobbiamo aggiustare da sotto. Giorca. Dobbiamo assolutamente aggiustarla da sotto. Aspetta. Allora, il gesto atletico c'era stato, però poi c'è stato un problema alla fine. No! Allora, devi andare più piano, Lozzi. Friend. Ok, aspetta. Non fare il Francesco. Fermi. Vabbè, Ecco qua. qua c'è una punta di autismo. Scia la miseria, mannaggia. Che cazzo? Io Sto non- perdendo il tempo. Francesco, Allora. ci sei? Immagina questo. Questo è uno dei motivi per cui Francesco non fa questi giochi. Oddio, non lo so, mi pare uno No, mi disse che proprio per il genere di giochi e Francesco e non si sarebbe incazza. morto, brutti stronzi. Ma perché poi ce l'ha pure con me? Francesco, installalo, lo fai e poi mi dici se ci sei riuscito al primo tentativo. Game Pass, Game Pass. Il pass è anche gratuito per modo di dire sempre. Non mettiamola solo così. 20 euro, pure Game Pass. Tutte e due. Poi lui 20 se li merita assolutamente, sì, ma anche di più. E purtroppo non piacciono i Metroidvania. Ok, no, non mi ricordavo io, Francesco. Visto che a volte scende prima a destra, a volte a sinistra. Allora, C'è tipo qualcuno che ti piace, qual è, Francesco? no. E già così uno ce lo siamo tolti da mezzo. Sorata. No, sbaglio mio. Ok. Uccisi il topolino. Allora, Record of Lodo Score di Diglett in Wonder Labyrinth e Castlevania. Ok, no, quello lì sopra è troppo lungo, manco l'ho mai sentito, lo va bene, Francesco mi sa. Castlevania, ok. ecco qua, fatta bella pulizia, bello tranquillo. Ciao Topino. Ok. Allora. Opla.
Ok. Ok, siamo arrivati al punto, curati, per Dio. No, aspetta. Ne spreco. Vai. Non mi fa ridere, porca la miseria, aspetta. Non riesco a muovermi qua. Niente, non ce la faccio. Porca la puttana. Ce la devo fare. Non esiste. No, No, ma sta parte non mi stai viene. incartando per Non mi colpa viene. del Sì, pulsante. ma me ne rendo conto pure io e vi do pienamente ragione. Non No, riesco ma a mi fai farlo. morire i cerchi su un film telefono. Io mi regolo e voglio farlo il saltino così. Niente, non mi riesco. No, invece ti prego clippate qualcosa perché sono proprio degli attacchi. È come se a un certo punto ti venisse un piccolo attacco turettico e ti spingi nel Sto cercando pure di bilanciarmi perché ho scoperto oggi con un altro titolo che mi sta driftando la levetta sinistra. Quando mi muovo verso Mica. sinistra ho dei problemi a muovermi, quindi devo bilanciare un attimino il tutto, capito? Allora, ce la possiamo fare. Meno male che non c'erano quello e Reagan, mamma mia. Mamma Ma quelli sono tutti bravi a giocare con i pad funzionanti. Giocate col pad un attimino con tu dei devi problemi. smettere di farti vedere l'attacco embolico perché non è possibile, stavi sul muro. Se io premo, so che dovrebbe fare un'azione, non mi trovo con quello che succede, eppure sono sicuro di non C'è una premere. piccola dissociazione di personalità qui. A posto. Questo si chiama lo scuse del piritaro. No, è la verità, è la verità. Ma io non che avevo sto mai facendo la sentito le pippa. scuse del piritaro. Ne sono ben conscio. Ok, iniziamoci a togliere questo. Parkour ormai l'hai masterato. Mo ci sono questi qua. C'è finito l'altro per mezzo. Così bellissimo. Questo nemico è oggettivamente una cazzata. Appena capisci sta cosa. Allora, con quello in alto dobbiamo vedere di recuperare energia, ma c'è il cazzo di topo. Un ballagli, un po' di sfortunellos. Allora, se riesco a fare un attimino questo. Sì, certo. Certamente. E questo qua abbiamo risolto. Allora, mo. Tu te ne vai a quel paese. Visto che abbiamo il bozzolo lì e recuperiamo tutta la seta, ci fogliamo un attimino e andiamo di qua. Allora, l'avvio non è dei migliori. Allora, concentrazione e serietà. Fatto. A posto. Fatto. Ci vuole. Metti là, fai un attimo. Poi c'è la parte finale. Ah, continua. The God. Ecco qua. Ora funziona? Sì, mo si è alzata la ok. panchina sicuramente. No, meno male. Ok. Eccola Francesco, hai visto qua. A posto, fatto. come si fa?
Ecco qua. Però c'era anche quella robina lì in alto. Voglio vedere se per caso Ah, c'è roba lì in alto. Però là... Aspetta un attimo. Ah, Genoveffa! con fatica, non poca e soprattutto non pochi attacchi turettici. Ma va bene Ok, così. fatto. Allora c'è la calamita. Una ventina, Ok. a posto. Allora, Ma niente olio. aspetta. Quello mai. Sediamoci per sicurezza. Ok, possiamo continuare adesso in tutta tranquillità nella zona. Ok, riusciamo a vedere l'ultima cosa di là. Intanto qua ci sono un po' di granuli, perché no? Scusa, sono. Ok, quindi dalla zona iniziale possiamo anche fare da qui. Ah, ok, era pure inutile che facevamo il giro. Ma adesso c'è la parte di sopra. Qui la leva poi l'abbiamo tirato, ok. Oh no, Giovanni il Grosso. No, ehi. Tu vai via che sei pericoloso. Ok, meno uno. E questi qua dobbiamo prendere le viscere, ok. Finito? Suca. Suca. E voilà, tutto perfettamente calcolato. Ma sì, un dobbiamo po' di fare delle danno. cazzo di granate sui nemici, mannaggia. Ah, è vero, è vero. Ehi. Allora. Comunque gli ha tolto un bel po'. Eh beh, c'erano tipo 7-8 colpi, così hai preso 2 granate, sono 3 Deve danni imparare di a granata, calcolare per bene il tempo. A questo punto voi mi servite per le viscere di Black. È un po' figlio di botta, però va bene anche così. Non ha funzionato, Gianni. No. Però ripartiamo da qui adesso. Non venire. Non ti voglio ammazzare. Allora, però se mi attacchi... No, sbagliato. Ok. No, 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 no. Curati. Ok. Io sono uno e uno due. Vediamo se riusciamo a prenderci. Ce n'era anche un altro qua.
Buon culo anche a te quello. Ciao quello. Ok, c'è un'altra viscera di blatta. Allora, il bossolo. Bren! Allora, l'importante è essere arrivati dall'altro lato. Però porca la puttana, ne avessi preso uno. Allora, quello abbiamo esplorato un pochettino di zone, siamo arrivati in questa zona nuova. Ci sono altre parti della mappa che dobbiamo completare, ma questa sembra una strada buona per andare avanti. Ma decisamente. Non c'è ancora una boss fight, c'è un oggetto là sopra. C'è il modo? Da dietro qua. Buonissimo. Aspetta che c'è lo stronzo qua sopra. Un discorso sulla Ubisoft. Chi ha fatto un discorso sulla Ubisoft? Quello. Boh. Vabbè. Poi se alcuni dati fanno sembrare, da quello che abbiamo detto, che potrebbe essere quello che dici tu, è una cosa che stai dicendo tu, guarda. Noi non sappiamo niente. Noi non l'abbiamo detto. Acquafiele, acqua e merd direi, perché non siamo manco entrati in questa zona. Allora, questa è la zona popo del merda. La cosa di prima, se quello lo sappiamo, stiamo prendendo per il culo, quello. Non so se l'avevi capito. a Stiamo questo punto. sbeffeggiandoti. No, Allora, questa è la zona delle rotture sì, di coglioni, eh. No, Questa è la comunque zona non delle in rotture. nessun modo quello, abbiamo discorso, era quello, stop. Che semplicemente boh. Ma Sputafile boh, cosa? palustre. Pingue parassite dalla proboscide appuntite e la pancia piena di bile. Un simpaticone, insomma. Qui ce n'è uno morto. Però da qua possiamo ancora andare avanti. Noi siamo arrivati nella zona qua. Vediamo un attimino giù cosa c'è. Perché così a breve switchiamo e ci vediamo qualcosa una ventina di minuti. Allora, c'è una porta. Allora, a te ti posso salvare. E tu sei un'altra pulce. Ok. Questo è brutto, Questi scarafaggi rompono leggermente i coglioni, No, non lo vuole dire nei confronti degli scarafaggi che sono in ascolto in questo momento. Però, ha cagato cazzo, A sto punto è tutto di qua. Vieni qua. Allora, e fino a qua ci siamo riarrivati. Mo. Andiamo. Allora, sei un pezzo di merda due volte. No, una, due. Credevo che riuscivo un attimino a respingerlo, ma invece no. Il fato non ha voluto così, Gianmarco. No. Sucate tutti e due. Cadestre. Cazzo ci fai? Va bene. Molino Molem. Cittadella è sopra, quindi se continuiamo a salire. Ok. Oh, Popaya.
Vabbè ragazzi, grazie che ci avete anche eliminato lo stronzo qua, Quindi obiettivo cittadella. A posto, Gigi. No, chi c'è adesso? Ehi, ehi. E qua lo devi pure affrontare per forza. Ma che povero. Posso to! Abbiamo fatto a botta, fratelli. Ok, però aspetta un attimo, che c'hai tu qua? Chiave semplice. Oh, possiamo andare a liberare l'evaso. Cioè, diventerà evaso una volta che noi lo liberiamo, però so che qua mettono in galera tutti così come se niente fosse. Non è detto che sia cattivo. Guarda un po' Limbo come ambientazione. Oddio, quello non so se sia proprio come Limbo, che era in bianco e nero e si vedeva solo qualche sagoma. Diciamo Si forse la dice tinta per il dark. modo. Sì. Per la tinta dark, magari, sì. Allora, sì, buona guarda. sta cosa per la chiave. Va Mi benissimo. brucia un testicolo. Vabbè. Vorresti grattarlo? No, grazie, come, No, come se avessi accettato. Quindi Facci lei. mi discrimini di nuovo? No. Perché sono un rapper No. e sono cinese? No. Vabbè, mi ritengo doppio, ricordatelo. No. No, cioè sì, io ti tengo doppio, posso fare il mio diritto, guardate. Non sei cinese, Francesco, smettila, io sono cinese. Quindi non dire che non sono cinese, io lo sono. Sei tu che non ti ricordi. Accidenti. Acciderbolito. Era ambientato per vedere una struttura abbandonata. Sì. Sono giapponese. Sì. No, non posso essere manco più della mia fortissima stirpe di guerrieri. Non va più bene niente, è tutto contro di me. Sto andando in un brutto posto. Oh. Bastardo. Suca. Lo stronzo è salito, capi? Va bene. Ok, ma qua esce quello grosso, Ciao. È un insetto stecco, tipo. Nesvir? Non sembra uno schiavo a te, ma non pensi. È No. passata l'epoca degli schiavi da un bel po', quindi. Ha del cibo lui. Il problema è dove prende le prede per fare il cibo. Questo mo cazzi tuoi. è un attimo piccolo problema, Jamox. Così come io non ho visto assolutamente. Questo non lo puoi colpire da sotto la capra. No, Dax. no. Acciderbo minchia. È la tua sorella. Però c'è solo una cosa da fare. Brutolare? No. Fate cercare di non cadere giù. Allora. Allora, se io ti donassi un superpotere, che superpotere vorresti? Il volo. Allora, io ti do il volo
Sì. ma mentre stai volando potrebbe disattivarsi da un momento all'altro. Lo accetti? Oddio, dovrei volare basso, però si può fare. Fattibile. Lo accetteresti? Ancora utilizzabile, sì, sì, sì. E se ti dici che ti cacchi addosso? Fa niente, metti i pannoloni. Fare slash di... No, quello è Minecraft, quello non credo funzioni. Ci sta. Allora, vediamo se riusciamo a trovare almeno la mappa qui. Quindi l'unica cosa è la zona di merda. Quelle sono ste corde che sono le trappole. Allora. È comunque un potere. Certo. Certo. Vai. Allora. Basta non volare in alto nel cielo, lo usi per traslare, torna utile. Anzi, minchia. Inizi a camminare tipo Magneto, lo zi, ti levi di poco poco dal Sì, terreno. già comunque è una cosa, capito? Ma non ti stanchi più, non ti fa più niente, stai là fermo e ti fai portare dal tuo potere, non è male così. Poi se si disattiva vai a culo a terra, vero? Dai, ok. Meglio a culo a terra che cadere da chissà quanto in alto e avere 10.000 problemi in più. Ok, nemico nuovo, acaro del pantano, insetto con una sacca di bile rovente nell'addome. Buon per lui. Ma te ne faccio una più difficile nel mentre. Ti dono il teletrasporto, ma Però- puoi andare in ogni posto una sola volta e non puoi tornarci mai più. Ovunque. Posso spostarmi anche di 5 mm rispetto al posto che sto immaginando? Nel senso che facciamo Giappone Mm, e dici voglio andare a visitare la Thailandia, perché dici una strunzata, mm. tu in Giappone non ci puoi più tornare, in nessun modo. Cioè tu puoi andare ovunque nel mondo, nell'universo, dove ti pare, cioè il teletrasporto illimitato, ma non puoi mai andare nello stesso posto 2 volte. Col teletrasporto, però Col poi teletrasporto. posso andarci normale. Sì, volendo, sì. Però per Però fare là un servono i test, soldi. vabbè, Fanny, però uno, hai capito, testa, vai in un luogo, vede come si Dove trova. proveresti come primo posto, sapendo che però mi devi dire un posto dove poi dici non ci vado manco con l'aereo. No, io voglio andare a vedere i posti proprio per No, vedere cose devi dire nuove. un posto dove diresti qua non ci andrei, non mi interessa, però ci puoi andare così gratis. Che tu dici non ce lo spendo i soldi di un aereo per andare in sto posto, capito? Trice? No, non mi viene in mente nessun posto. Quali hanno? Mi viene in mente la Calabria, non so per quale Allora, motivo. che potere di merda. Eh no, Francia è ovvio, sono tutte cazzate, capito? È fatto apposta. Ma si sono ciullati i soldi. Faccio. Ragazzi, No. Voglio andare sulla luna. Ci puoi andare quello, però non c'è la tuta, sì. ci sarebbero dei piccoli problemi, Penso tu muoia istantaneamente. Ok, un'altra pulce trovata. Quante ne mancano? Devo andare a vedere nell'accampamento là. Allora, e di qua non possiamo andare più da nessun'altra parte. Ok, questa era una zona extra per la pulce. Stanno tesoro. Manco un passaggio segreto sotto. E va bene così. Non fa niente. Te ne faccio un altro. Qual è l'elemento che ti piace di più? Ghiaccio. Ok. Puoi controllare il ghiaccio, lo puoi creare, lo puoi produrre, puoi fare tutto questo, ma ogni volta che usi il tuo potere, quindi questo vuol dire che se lo usi per 10 secondi consecutivi, per 10 secondi Stato farai questa stronzo io. cosa, Ok. cacchi un lingotto di ferro largo, un po' larghettino, diciamo, ogni volta che lo usi. Calcola, ogni secondo di attivazione cacchi un lingotto. Accetti o rifiuti? Cazzo, faro di ferro. Da quella... Ci tengo alla larghezza standard del mio buco di cucina.
però la barra di ferro. Ha ragione quello. Sarebbe anche una bella fonte di Ma è reddito, anche vero che tu per il potere non sei costretto a usarlo, cioè sembra dire, puoi anche accettarlo e dire io non lo uso, se mi servisse mai lo uso, magari capo un lingotto. Amen. Ci sta, secondo me. Ma poi lo caghi nell'immediato o c'è un attimo dei tempi di elaborazione? No, se tu usi il potere, appena stacchi l'effetto del potere, cacchi. Non è pericoloso, sono sbadato, metti che uso all'improvviso il potere, non me ne rendo conto, stai pure con qualcuno e metti a cagare un lingotto là in mezzo. Allora, però aspetta, immagina la no, scena. è brutto. Vai al supermercato, compri della birra. Ok. Vieni qua a casa, ti siedi, dici, oh no, la birra è calda. La raffreddi, la raffreddandola col tuo potere, cacchi il lingotto che userai per stapparla. Sì, però io nel frattempo per cagare un lingotto in un certo modo e poi a me mi brucio mazzi, mettiamola così, quindi... Questa è quasi praticamente la trama di Le mie palle. Mi pare già te ne parlassi di questa cosa, ma non conosco la trama. Onestamente, però secondo me come potere è simpatico. Dipende. Vediamo se mi viene qualche altra combo interessante. Mentre, ragazzi, a parte quello che ha detto di sì, Franci, tu accetteresti questo potere per questo knockback, diciamo così? Ok, l'ho fatto doppietta. Ok, allora, di qua era dove eravamo prima. Ok, ma adesso andiamo questo per sicurezza. Se ogni volta che sborra escono davanti rose e tutte le vogliono ingroppare, non vuole perché fa male. C'ha ragione il bro. Non è che ci abbiamo scritto fontanella no. Vedi qua sono riuscito a passare. Signorina della mappa, dove siete? Non sei a posto. Però non hai detto che è il tempo quello. Noi siamo già a sborrare, ma stai scherzando? Perché ci può stare, però io penso che a un certo punto ti farebbe piuttosto male, amico mio, se dovessi sborrare dei diamanti dal prepuzio. Credo sia un attimo un piccolo problema, Guardate che quel buco non è fatto per far uscire roba così. Già quando esce un calcolo dalla pipì fa malissimo. Forse da sopra. Fatto io cazzata. Ma lo sopporti sti cazzi. Sborri e ti sia comprato una cazzo di vita. Va bene, lo puoi fare qualche volta. Ma per poi provare dopo, l'effetto che fa, ma non tutto il problema. giorno, come hai scritto tu oggi, spostare ogni ora del giorno a sborrare. Quello non credo sia sensato. È quello, scusa, se stai usando il tuo potere per castare, non puoi metterti lubrificante nel culo. È un'azione talmente veloce che riesci un attimino. Però poi capì. Ha un nuovo potere. Sei la persona più carismatica del mondo. Letteralmente c'hai il controllo di chiunque ti parli. Puoi far fare quello che vuoi alla gente. Quello che vuoi. Ma c'è un problema. Ogni volta che stai sburando, al posto della persona con cui stai sburando apparirà Rita Levi Montalcini. E dovrai venire su Rita Levi Montalcini. Accetti? Sempre. Non c'è scampo, anche quando ti fai un pippotto. Sto parlando, potresti riuscire a risolvere un bel po' di cose. Con Rita? No, con Rita, parlando in generale, la prima parte di quello che hai detto del potere. Ah, certo, però no. Rita nel Mortal Kombat, esatto. Solita. Dai, te la faccio più facile.
Non spawna rivalità dei montalcini, ma spawna Francesco, totalmente nudo al posto della tua donna. Ah, ma con ancora più piacere allora. Ma lo accetto 10.000 volte il potere. Ci sta. Ci sta. Anche io forse accetterei. Friend. Modo ti dà, perché sei un frog. Cioè, lo sta caricando, mo gli ho tolto la battuta, quindi mi dirà un'altra cosa. Capito? E già sono 10 passi avanti a lui. Ecco, poi dici che non è un frodo. Ci sta. Ma tra l'altro ho visto oggi il trailer di The Toxic Avenger. Ma c'è Elijah Wood che fa tipo la sua versione di Frodo corrotto dall'anello che sembra Gollum. Nel trailer l'ho visto, l'ha fatto ieri, oggi te lo faccio vedere poi. C'è Elijah Wood che sembra tipo quel make up che gli fecero per la scena mai usata di lui che diventa mezzo Gollum. No, ragazzi, calma. Aspetta un momento. Fuga. Allora, tu mi puoi salvare. E io ti ringrazio. Perché farmi arrivare fino a qui? Dici tu c'è un trambocchettolo. Sì, c'è pure una trappola qua. O è qualcosa per qualche quest che si può sbloccare dopo? Uno dall'altro lato. Oh, attenzione. Aspetta, mi volevo mettere un po' di qua, non rompere. No, mi ha preso. Fortissimo oggi sto coso. Non è che mo mi porti A in Villaggio qualche Invisibile luogo. non è Bloodborne, credo. Aspetta un attimino. Gianmarco, Oggi aspetta. Bloodborne? Aspetta un attimino. Momento Gianmarco. Bloodborne? Dove cazzo ci hai portato? Mo? Perdonami. Sei nuda quello sì. Sei totalmente nuda. La lastra. Cosa Sata. Anzi, bellissimo. Anzi, Bloodborne. L'eretico, ok. Questo è il secondo nemico che trovo così. E in realtà avevo pensato di farmi prendere, però GTA non è possibile. E invece... ci vogliono le armi in un certo modo. Cioè ne ho uno cattivo. Questo voglio sapere tutti quanti, che per me voglio sapere seriamente. Ti danno i poteri del Death Note. Ok. Quindi tu c'hai un quaderno, leviamo da mezzo tutto il fattore, la polizia che ti cerca, l'investigatore. C'hai il potere, tu puoi farlo, non ti sgameranno mai. Ma ogni volta che uccidi una persona, tutte le persone a cui vuoi bene della tua vita perdono un anno massimo di vita. Lo usi per pulire il mondo o no? Allora, una sorta di pulizia coppa a coppa, mettiamola così. Quindi sì, ok, Francesco, quanto lo useresti? Indolente. Quanti anni di vita saresti disposto a far perdere alla tua famiglia, ai tuoi amici? Lo so, quello è un potere di merda, lo so. Io tipo 2-3 kill le farei. 2 o 3. Ma allora, se di qua non possiamo andare...
Francesco ha anche velatamente detto che toglierebbe anni della tua vita per fare quei massacri indiscriminati, finalmente anche questo. Non ci ho nemmeno Metto pensato. tutto in preventivo. Magari Esatto, penso, no. scusami, posso prendere questa cosa? Apostata. E qua manco possiamo... Scusa, io dove cazzo devo andarlo? Queste sono le porte. La cosa tra l'altro mi pare un archetipo di D&D. Ma non ce le ho le chiavi. E stiamo mancando qualcosa, così, che non si softlocka così. Allora, di qua... E non c'è niente. Cioè, secondo me tuo equipaggiamento in qualche gabbia da qualche parte, così. Qualche muro? No. Manco sotto. Io l'unica cosa che vedo è qui che traballa tutto. Rompendo questi qua sopra non succede niente. Aspetta, c'è un passaggio là. qui sopra. Ecco qua. Aspetta. Ok. Cioè, mi sembrava strano mancasse un attimino qualcosa. Oh, ehi. Così c'hanno la tua roba. Ehi. Come cazzo ce la prendiamo? No? Vai prima giù. Sappiamo dove cazzo siamo. Stai congelando, così figa. Non possiamo uscire fuori. Dobbiamo stare al coperto. Mo giustamente 800 anni ci mettiamo. C'è stata un attimo una situazione un po' particolare, Giammox. Non è che abbiamo un cuore. Vai, cade subito sopra. Qua si scende. Ehi! Oh, sì, no, 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 no. Allora ragazzi, un giorno a breve, appena recuperiamo le cose. Un piccolo checkpoint. Aspetta, fallo passare avanti. Ok. E dove cazzo deve andare? No, deve andare forse là sotto, così. Sì. Salve. Grindel. Quello che ho salvato prima. Cazzo ridi, prendi. Va bene. Oh cazzo. Oh, attenzione. Chiave dell'indolente più la morte. Però dove ci fai uscire? Da qua. Ok, riusciamo a farcela pure velocemente. Sì, vediamo un attimo pure se arriviamo a sta fight. Questo è l'eretico. Basta, vado a dormire. Penso tu ti sia divertito tanto, Francesco, stasera. Dai, Quindi ammettilo. mi fa piacere che ti sta piacendo, che ti stai divertendo, dai. Allora, chiave dell'indolente. Quindi buonanotte, Francescone. Buonanotte signor Francesco e grazie della compagnia. Grazie sempre. Le auguro una piacevole notte. Nel dubbio, suca. Così. Lo butto nel mezzo. Allora, quindi noi prima eravamo qui. Stozzi e pitazzi. Anche a te, Francesco. Poi piritozzi. Ok. Yannara. Ok. Ah, le cose che ti bloccavano anche le Sì. abilità, i poteri, tutto. Questo riuscivo a muovermi a fare degli attacchi, ma la gabbia non si Infatti poteva forse rompere. era un po' scriptato, magari. Lo se ti prendeva mi sa ti doveva portare per forza qua. Magina fora.
Ok. That's fine. Vabbè. Simpaticone. Stozzi e pitazzi. C'è la via d'uscita. Un relitto con una mappa della lastra Grande. incisa sul carapace. Assolutamente sì. Siamo un attimo... Fatto alla Prison Break, si è tatuato tutta la mappa addosso. È bella grossa. Giustamente è una prigione. Allora a sto punto ecco qua la zona dove eravamo prima. Ok, però Foffi c'era pure la porta qui che potevamo aprire con quella chiave. No, quindi dobbiamo andare dall'altro lato, quindi qua Verso il basso. dobbiamo andare, sì, verso il basso e pure verso la zona di destra. Poi ci vuole l'etico. No. Senti, non abbiamo la bussola, stavo vedendo io una cosa per un'altra. Però ho trovato un'altra pulce. Di qua niente. Solo questo? Era una zona opzionale, già messo. Però comunque una pulce. Va bene, Allora, a così. destra. Salve. Io conosco il Kung Fu, mi raccomando. Ci avete l'indolente, ok. Salve. Se no c'è la vuota. Qua era qualcuno, mi sa. Ok, qua non c'è niente. Sì. Ovviamente. E io come li sconfiggo questi? Così. Ti basta che usi quelle cose così. Devo riuscire almeno a curarmi o a fare un po' di energia. Suca. È partito da là lo stronzo. Affanculo. Basta. A posto. Non Va so. bene così. Oh no. Oh no. Perché? Devo attaccare solo un nemico una volta e ci possiamo curare. Ma non c'ho il gonnellino, quindi non posso fare il lievito. Che cazzo? Ecco qua. No. Aspetta. Perché io devo andare nei cazzi e perdere? Mamma che ansia. Però va bene. Io lo ringrazio. Suca.
Ok, così ci abbiamo anche lo shortino dalla zona principale. A posto. Noi siamo qua, Ok. più o meno. Questo è buono anche per andare sotto di là. Ma se riappare... Friend. No, così sei troppo vicino. Ok, allora. Piano. Visto oggi hanno presentato i nuovi iPhone. Ho sentito ma non mi sono andato a Adesso vedere c'è tutto. iPhone Air. Quello ho letto. iPhone Air. Che è sottile come qualcosa è la Sì, a novità. me sembrano sempre tutti uguali. Qual è Non la, ho capito. la caratteristica Non- peculiare del Non ho tutto? capito. Per dire la verità. Ho Più visto solo i modelli. sottile? Sono sottili, sono aerodinamici, volano adesso. Vabbè. Se lo lanci, vola, fidati, me l'ha detto mio cugino. Panaccia Eva, quella bastarda. Questo è cattivo. Meno male che c'era lo shortino. Questo Meno male. è cattivo. Allora, facciamo l'ultimo tentativo. Si Tora, aspetta tora. che poi noi tora, poi vediamo un attimino come fare. Si sono ciullati tutto, non mi sembra un comportamento corretto questo qui da vedere, Allora, se facciamo così, vedi qua, allora, noi possiamo vedere anche in alto. No, aspetta, prima qua siamo venuti, quindi dobbiamo andare per forza di qua. Allora, con calma, cortesia, educazione e vediamo un attimino che cosa. Allora, intanto io non vi premo di qua e vaffanculo. Fa niente, uno muovo veglio. Allora, ci ho provato. Ci sta. Ok, manco la pena per riprenderlo, perché comunque c'è poco dentro. Ehi. Vai al chiuso. Ah, scaldati. Via. Questo sempre 20 euro, tutto compreso, già ma tutta sta situazione, Ok. No, vai vicino al fuoco. No, però io di qua. No. Quindi se di qua non possiamo andare, dobbiamo andare di qua. No, c'è il ciccio bastardo, aspetta. Allora, innanzitutto apriamo il passaggio qua. Suca. Top. E questa cosa ci va benissimo. Perché ora ci sarà la sequenza dove noi dobbiamo riprovare a prendere le nostre cose. Porca troia, zio, hai spezzato il A collo. posto. No, vediamo. Non bastardo, non ti ha ridato tutto. Ah, ragazzi, fate buoni. Voi siete tranquilli alla fine. Allora, uno te lo davo. Chiave dell'eretico. Ok, a posto.
Gianmarco, perfetto. Ti manca però ancora la roba, ti trovi con me? Ci abbiamo tutto. Ti devi Devo riequipaggiare Wow, il che tutto. bastardata, cioè uno se non se ne accorge sul momento. Mettiamo questo, Granata, mettiamo ragazzi. questo. Ah no, aspetta, questo è quello là che stavo usando. Fermi tutti. Fermi tutti, sì. Allora, abilità questa qua, poi ci mettiamo lagone grosso e le bombe. Come blu ci mettiamo l'amuleto protettivo e la campana difensiva. Così solo per il calore al momento non ci serve. No, proprio qua no. 2 gialli, bussola e calamita. Siamo tornati. Adesso sì. Anche con la mappa. A Perfetto. posto. Gianmarco, Perfetto. fatto tutto. Non ci siamo rubati niente, manco stasera. Ci siamo ripresi tutto. C'è la zona nuova da esplorare qua, c'è l'altra zona da esplorare di là. Ci hanno ripigliato tutto quello che ho nostro. Ci hanno ripigliato tutte quelle che ho nostre. Allora, ragazzoli belli, noi stacchiamo. Ci vediamo domani sera, vediamo cosa fare. Nel frattempo, buonanotte. Buonanotte.